Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata che ha come tema viticoltura e sostenibilità, che punto siamo per un rilancio alla luce del tavolo diocesano. L'evento di questa sera rappresenta il punto di arrivo, ma anche il punto di rilancio del percorso avviato nel 2019 dall'Ufficio per la Pastorale Sociale della Diocesi di Vittorio Veneto, un percorso che si è sviluppato lungo 2 trienni, 6 anni, e ha visto come protagonisti del progetto i consorzi vitivinicoli del Conegliano Valdobbiadene di OCG e del Prosecco DOC, unitamente ai rappresentanti di alcuni movimenti e gruppi ambientalisti. Il programma di questa sera è piuttosto nutrito, quindi anche i miei interventi saranno molto brevi e essenziali, e lascerei subito la parola a Sua Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo per un indirizzo di saluto. Lo invito a salire, qui alla nostra sinistra c'è un microfono al quale potrà appunto rivolgere a tutti noi il suo pensiero. Intanto lo accogliamo con un applauso, e un applauso anche a tutti voi che siete venuti questa sera a questo nostro incontro, e grazie di cuore. Eccellenza, a lei la parola. Grazie Don Alessio. Vi saluto tutti, saluto qua i relatori e saluto voi che partecipate. E quando mi ha detto della riunione a Don Andrea ho detto: ma sei sicuro della capienza? Dove la fai? In auditorium? Invece era più di quanti pensavo, quindi vedo che l'argomento è un argomento che attira e suscita interesse. Quello della sostenibilità nell'agricoltura è un tema credo che stia a cuore a tutti. Non credo che ne sia nessuno che se ne disinteressa, anche se magari ci sono posizioni diverse a partire anche dalle prospettive, anche dagli interessi diversi che ci sono. E la strada che abbiamo incoraggiato e che desidereremo ancora incoraggiare, perché non è che sia una questione risolta, è una questione che continuamente, come tutte le questioni serie, si ripresenta, è quella, la strada del dialogo, la strada della ricerca comune, senza scomuniche reciproche in partenza, ma con una onestà di ricerca che può far passi da una parte e dall'altra. Ecco, credo che questo sia stato lo sforzo che ha animato questo tavolo, che io ho sempre seguito con molto interesse, e anche nei 2 interventi che ho fatto scritti in questi anni qua ho sempre nominato e indicato come via, senza avere risposte predeterminate su tutte le cose evidentemente, ma la via per trovare delle strade percorribili e che possano in qualche modo essere strade che custodiscono quei valori a cui crediamo. Grazie anche di questa sera. Mi auguro, come ha ricordato Don Alessio poco fa, che questo non sia la conclusione, la pietra tombale di questo dialogo, anzi sia un rilancio che magari in forme diverse però possa continuare. Grazie e buon lavoro. Grazie Eccellenza. Ricordo che ci stiamo avvicinando alla domenica del ringraziamento, domenica 10 novembre, per la quale i vescovi italiani hanno anche pubblicato un messaggio, ma eventualmente ci torneremo anche grazie a Don Andrea, al quale lascerei ora la parola. Entriamo nel vivo della nostra serata senza altri preamboli, con 2 interventi a cura del coordinamento del tavolo diocesano, che ci aiuteranno a delineare il quadro di fondo da cui è partita l'iniziativa del tavolo diocesano, e ci permettono di ripercorrere le principali tappe di questi 6 anni appunto del tavolo stesso. Parleranno i 2 relatori alla mia destra, innanzitutto il professor Giovanni Carniello, docente di viticoltura e membro del coordinamento del tavolo diocesano, che ci illustrerà appunto il quadro di fondo, e subito dopo Don Andrea Forest, direttore della Caritas diocesana. Questa sera però è qui in quanto delegato vescovile per la pastorale sociale e in quanto coordinatore del tavolo diocesano. Bisogna dire che Don Andrea è stato l'anima di questo tavolo e con tenacia, passione e intelligenza ha portato avanti il percorso. Lasceremo a lui qualche minuto in più per ripercorrere le tappe di questi 6 anni, ma innanzitutto la parola al professor Giovanni Carniello, e subito dopo Don Andrea farei un applauso a entrambi per incoraggiarli.
Incomincio immediatamente con un cordiale saluto a tutti voi e doverosamente ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo, ma anche il professor Cescon, assente che è impegnato altrove, e poi in modo particolare dobbiamo ringraziare Don Andrea, senza i quali questo tavolo di dialogo e di coordinamento sulla sostenibilità non indefinita ma definita 4.1c non sarebbe partito nel lontano 2019, 6 anni fa, dopo 2 anni di attività preparatoria. Nel tavolo, nel coordinamento sostenibilità, non sarebbero partiti in dialogo prima tra i portatori di interesse, successivamente tra ricercatori, dei quali uno vedo qui presente, scelti dagli ambientalisti e dai produttori, per definire la vocazionalità dei vari siti e territori e definire e promuovere la sostenibilità. Ma quale sostenibilità? Una sostenibilità certamente ambientale, ma in armonica filiera, indicizzata, non generica 4.1, con tutti i fattori economici, sociali, esistenziali, relazionali, etici e tecnici in un contesto metaetico indicizzato 4.1, come ad esempio è previsto da molto tempo dall'algoritmo metaetico 4.1 del Cornelliano Campus, sostenibilità questa definita a livello internazionale eco-metaetica 4.1c, promossa da molto tempo a livello internazionale da colleghi. 2. In dialogo programmare insieme futuri percorsi progettuali con l'Università Ca' Foscari di Venezia, grazie al professor Cescon, e di Padova, grazie qui al presente professor Paolo Sambo, sede di Conegliano, che ha la delega e prorettore vicario con delega a tutte le sedi periferiche dell'Università di Padova, compresa la sede di Conegliano, per dare garanzia di continuità ed efficacia operativa, nonché innovazione alle attività intraprese, qualificando così il territorio e la vita e il benessere economico e sociale, e non solo, delle comunità. Risultati e aspettativa. Questa è una introduzione a quello che poi verrà detto. Sono stati condotti dei propedeutici piccoli passi, compiuti questi, volti a raggiungere quanto prima grandi obiettivi, in termini di questi coniati da Don Forest, grandi obiettivi del tavolo diocesano di dialogo che riguarderanno, ad esempio, tra l'altro, la ricerca, quindi in futuro bisogna sviluppare enormemente questa attività, la formazione e l'istituzione di attività e di qualificati esperti sulla sostenibilità globale, l'informazione, la creazione di zone applicative dimostrative sulla sostenibilità, che risottolineo non deve essere settoriale ma globale, cioè una sostenibilità come viene definita a livello internazionale 4.1c, cioè una sostenibilità ambientale in sintonia con tutti gli altri fattori economici, sociali, esistenziali, relazionali, etici e tecnici in un contesto meta-etico. Sostenibilità questa
della grande filiera metaetica, così è noto a livello internazionale, dell'algoritmo metaetico del Corneliano Campus, adottata questa da tempo a livello internazionale da colleghi e ampiamente illustrata nel mio recente libro reperibile a Corneliano. Velocemente concludo con l'augurio che sempre più e sempre meglio si passi dalle opinioni al dato scientifico, al dato espresso dall'umane sapere, della sapienza umana. Poi si investa molto sulla cultura generale e non solo, sul porre i responsabili sensibili costoro come noi e come gli ambientalisti e i produttori ad una sensibili costoro ad una sostenibilità globale. Infine, che i movimenti ambientalisti siano sempre più numerosi e partecipanti alle attività iniziate nel 2019. Vedo il cronometro, sono perfettamente in tempo, anzi mancano ancora molti minuti, ma voglio terminare per dare... No, mancano 4, qui c'ho il cronometro. Sono friulano di origine e quindi chiudo immediatamente per dire che mi trovo un po' in difficoltà qui perché un anno fa mi trovavo alla Cornell University a New York per esporre queste cose ed era un parterre molto qualificato a livello internazionale e sono molto felice di constatare qui un parterre veramente molto qualificato e valido soprattutto anche nell'ambiente ambientalistico, della sostenibilità ambientale. Vedo qui con piacere molti rappresentanti di queste benemerite associazioni. Quindi non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e sempre, ripeto sempre, ad Maiora, attività sostenibili e con metaetiche 4.1. Grazie. Grazie al professor Carniello e passerei subito la parola a Don Andrea per ripercorrere le tappe di questo cammino di 6 anni. Buonasera a tutti, grazie della presenza. Era necessario anche avere con noi questa sera il professor Carniello perché insieme a me è stato quello che ha dato l'input iniziale nel 2019 all'inizio di questo tavolo e la tesi di fondo che lui ha sempre sposato e sostenuto, cioè mettere insieme la sostenibilità sotto vari profili, l'indicizzazione che lui dice, componendo insieme fattori diversi, è l'appunto e l'apporto fondamentale che il suo pensiero ha dato anche a questo tavolo. Cosa non è stasera? Stasera non è una presentazione di risultati, non è una completezza nell'affrontare l'argomento da tutti i punti di vista, mancherebbero molte competenze che non saranno rappresentate a questo tavolo, non è una vanagloria, è un rappresentare un successo che è stato creato, è semplicemente raccontare 6 anni di tentativi, di attività, non è stata l'attività migliore che si poteva fare, è stato però un tentativo concreto e lasciatemi dire anche un po' coraggioso, visto che nei dintorni non si trovano cose simili portate avanti dalla diocesi, un tentativo di mettere insieme istanze diverse attorno allo stesso tavolo, nella consapevolezza che il dialogo e il confronto nella ricerca della verità non possono che far maturare relazioni positive anche di carattere sociale. Quindi questa sera tentiamo di raccontare ciò che è stata questa esperienza. Qual è la motivazione di fondo da cui siamo partiti rispetto a questo percorso fatto in questi 6 anni, prima con il tavolo di dialogo e poi con il tavolo sulla sostenibilità ambientale, i 2 trienni su cui è stato suddiviso questo periodo di 6 anni? La motivazione iniziale di partenza, quella di fondo, è l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, pubblicata il 24 maggio 2015,
tra l'altro anche in vista della COP di Parigi del dicembre di quell'anno, quindi sempre sul tema ambientale, e sottolinea in modo ripetuto, quasi come un ritornello, ciò che anche noi abbiamo cercato di mettere in evidenza. Tutto è connesso il male che si fa alla terra e le grida dei poveri, Laudato Si 49, c'è un'intima relazione tra poveri e fragilità del pianeta, tutto è intimamente connesso, numero 16, tutte le creature sono connesse tra di loro e abbiamo bisogno gli uni degli altri, Laudato Si 42, e ancora una volta tutto è connesso, se l'essere umano si dichiara autonomo dalle realtà e si costituisce dominatore assoluto, la sua stessa esistenza si sgretola, Laudato Si 117. Questa visione che Papa Francesco ci ha consegnato e che coglie l'intima correlazione tra tutte le esperienze che compongono il vivere umano e il vivere creaturale sulla Terra, hanno bisogno di essere scoperte nella loro intima connessione. Ciò che fa male a uno fa male a tutti, ciò che fa bene a uno fa bene a tutti. Tra l'altro siamo dentro un contesto anche di ispirazione, lasciatemi fare il prete solo per un attimo questa sera, l'ispirazione di San Francesco, che ha ispirato non soltanto il nome del pontefice ma anche questa stessa enciclica Laudato Si. Si ispira al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi, di cui porta il titolo nelle sue parole iniziali, Laudato Si, mi Signore, per tutte le tue creature. Il Cantico delle Creature è stato scritto da San Francesco probabilmente nel 1226, sono 2 anni dagli 800 anni di questa ricorrenza. Lo conosciamo tutti perché lo si studia in letteratura italiana come uno dei primi documenti della lingua italiana. Ed è un canto che loda e riconosce la fraternità che tutto collega, il legame che ci fa sentire parte di un'unica casa comune. È interessante però che questo Cantico delle Creature, scritto nel 1226, sia stato scritto da San Francesco 2 anni dopo, quando il 17 dicembre 1224 ricevette sul Monte della Verna le stigmate. C'è una lezione che questo può offrirci. Si può lodare e costruire la bellezza del creato solamente nel momento in cui si è provato le stigmate sulla propria carne. La fraternità, per essere costruita, richiede una condizione previa, che abbiamo assunto le ferite gli uni degli altri. Solo così la lode, la fraternità, la costruzione della pace non sono retorica, ma sono un esercizio che costruisce il bene comune. Ecco, mi pare che questo tavolo di 6 anni che abbiamo cercato di mettere in piedi è stato un esercizio di fare questo, riconoscere gli uni le ferite degli altri, quelle del creato che gli ambientalisti ci hanno rappresentato, ma anche quelle di produttori che si sentono sempre etichettati come coloro che fanno il peggio disastro del mondo, quando invece, comprendendo le ragioni reciproche, portando gli uni le ferite, i pesi degli altri, abbiamo forse colto, proprio nella via del dialogo e del confronto, una via che costruisce fraternità, pace sociale e bene comune. Proprio questa connessione fra tutte le cose, quella che Papa Francesco ha messo in evidenza nell'enciclica Laudato Si, è stata ripresa anche dagli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Come si nota in questi 17 obiettivi, si cerca di dare, udite udite, attuazione all'intuizione del Sommo Pontefice, leggendo la sostenibilità non soltanto in una chiave possibile, ma cogliendo insieme le interazioni che ci sono. Questo esercizio del tavolo di dialogo, oltre a rispondere a molti di questi obiettivi dell'Agenda ONU 2030, è stato proprio un esercizio per guardare oltre i propri confini e mettere insieme competenze diverse. Abbiamo operato quindi una sorta di cambio di paradigma attraverso questo tavolo. Vi racconto una storiella che è vera però. A Medellín in Colombia negli anni 90, che era chiamata la città dei morti, nel 2003 venne eletto un sindaco, un matematico senza esperienza politica. Faiardo era il suo nome. Spende il 35-40% del bilancio comunale nella cultura. Fa ristrutturare l'80% delle scuole, installa biblioteche nelle periferie, costruisce un parco della scienza e un orto botanico. Costruisce luoghi di aggregazione al confine fra quartieri di estrazione sociale diversa.
Per l'appalto si fanno concorsi internazionali, si mobilitano le scuole di architettura, si organizzano convegni. I migliori architetti costruiscono biblioteche nelle favelas. Nel 2007, 4 anni dopo, la mortalità per omicidi è scesa da 300 a 19 ogni 100.000 abitanti. Questo fa cogliere che tutto è connesso. Non si risolve un problema sociale affrontandolo di petto, quello e soltanto quello, se non si colgono insieme tutte le connessioni che rendono quel problema parte di un tutto più ampio. E soltanto in questo cambio di paradigma, guardando le cose da un altro punto di vista, si possono cercare soluzioni che siano comunitarie per tutti e che costruiscano il bene di tutti. Per questo tavolo ha cercato di operare questo cambio di paradigma, dal partire dalle 0 dimensioni, in geometria avere 0 dimensioni è il punto, quindi essere autoreferenziali, ciascuno con le proprie ragioni. Si è pensato di lavorare su una dimensione, il primo triennio, cioè 1 a 1, nel confronto, nel dialogo tra una parte e l'altra. Tavolo di dialogo era il nome di questa prima esperienza. Nel secondo triennio abbiamo lavorato su 2 dimensioni, cioè partendo dai punti di vista reciproci, si è cercato di costruire in un'altra dimensione, la seconda dimensione, un obiettivo comune che potesse tenere insieme i 2 punti di partenza di parte. Resta ancora da fare un lavoro su 3 dimensioni, cioè allargando questo ambito della pianificazione insieme per un obiettivo comune, coinvolgendo ulteriormente la comunità. Dentro questo lavoro non sempre è facile starci, perché saremo tentati a restare sulla dimensione 0, sul punto di partenza, cogliendo ciascuno le proprie ragioni, facendo fatica già a sentire quella degli altri, facendo ancora più fatica, come si è dimostrato, a costruire insieme un obiettivo comune. Quindi anche coinvolgere la comunità, come già stasera tentiamo di fare, è ulteriormente una sfida che ci sta di fronte e ci affascina. In tutto questo passaggio che il tavolo di dialogo e di sostenibilità ha cercato di fare, la neutralità è ciò che avremmo voluto ci contraddistinguesse, una garanzia di una ricerca che non vuole guadagnare nulla per sé, non dobbiamo portare a casa nulla, per questo cerchiamo di essere neutrali, ma che in questo essere a servizio della comunione, della relazione, cerchiamo di restituire i valori che un territorio ha. E tanto è valore quello economico, tanto è valore quello culturale, tanto è valore anche la cura per la salute e per l'ambiente. Questo tavolo, dicevo, si è sviluppato su 2 fasi. La prima fase è il primo triennio, 2019-2021, con quell'idea di fondo che ho già annunciato, un lavoro a 2 dimensioni, cioè mettere insieme i punti e le istanze diverse in un confronto paritetico, con l'obiettivo di far dialogare le parti, che essenzialmente erano i produttori, rappresentati dai consorzi vitivinicoli, e i gruppi attenti all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente. I livelli di confronto su cui ci siamo giocati è lo scambio tra le parti, riunite attorno a uno stesso tavolo, un dialogo con le istituzioni, i sindaci, diversi sono anche qui presenti stasera, anche perché avremmo voluto fare un'analisi sulla salubrità dei territori, anche per capire un po' com'è la situazione, di cosa parliamo di dati, non di opinioni, ma anche un livello di confronto con le associazioni di categoria che diverse volte abbiamo coinvolto e che anche stasera sono rappresentate dai rispettivi referenti. Nel frattempo è stato avviato in questa prima fase anche un lavoro con l'Università di Padova, con altri tecnici, con Cristina Micheloni che è anche qui questa sera, con cui ci siamo imbarcati in questa avventura molto bella, tenuta nel mese di luglio del 2020, con un gruppo scientifico operativo, cioè mettendo assieme un dialogo, lì era attorno al tema del biologico in modo particolare, come metodo di coltivazione, e insieme abbiamo cercato di cogliere quelli che potessero essere i dati scientifici di verità, di partenza, per poter valutare le questioni che ancora dovevano essere approfondite nel dialogo. Da quel gruppo di lavoro è nato lo slogan Grandi Mete, per grandi mete allora si intendeva il biologico, oggi possiamo intendere tutto l'ambito della sostenibilità, grandi mete, piccoli passi. I valori ideali che costituiscono una grande meta si raggiungono però per piccoli passi, piccole crescite progressive.
E poi obiettivo di questa prima fase del tavolo di dialogo è stata la ricerca di buone prassi subito attuabili, il recupero della deriva, la cartellonistica, i regolamenti di polizia rurale, far rispettare questi regolamenti, queste almeno erano le intenzioni, e la sensibilizzazione culturale che anche attraverso una serata come queste stiamo ancora tentando di fare. Alla fine di questo primo triennio, dopo aver cercato di leggere la realtà da diversi punti di vista, per rendere ragione della complessità che ne è emersa, Monsignor Pizziolo, il Vescovo, pubblicò una lettera a inizio del mese del Creato, il 4 settembre 2021, dal titolo Custodi del Creato, costruttori di pace. In questa lettera, che poi ha avuto anche l'onore della cronaca nei giornali per una lettura distorta, il Vescovo contro il Prosecco, che non era precisamente quello che si voleva affermare nella lettera, sono state affrontate diverse questioni, per esempio le tante forme di inquinamento, non solo quella dei fitofarmaci, ma anche culturali, la monocultura, l'impatto dell'industrializzazione, dello stile di vita occidentale che abbiamo, ma anche aspetti morali, un inquinamento del cuore, per esempio legati a fenomeni come il caporalato, lo sfruttamento. La necessità quindi di ampliare lo sguardo, proprio perché tutto è connesso, per non fare crociate ideologiche gli uni contro gli altri. E si sottolineava, come anche il Vescovo ci ha detto stasera, la necessità di una cultura del dialogo, riconoscendo gli sforzi positivi che già allora erano stati messi in atto. Nella parte finale della lettera il Vescovo diceva che serve una carità, il linguaggio è ecclesiastico ma ci capiamo ugualmente, serve una carità oltre la giustizia. Occorre fare più semplicemente di ciò che è dovuto, non basta rispettare le regole, occorre prendersi cura degli altri, comprendere il punto di vista degli altri, fare un passo in più per andare verso l'altro. È una strada faticosa ma necessaria. Papa Francesco, citato dal Vescovo dall'enciclica Fratelli Tutti, concludeva la lettera dicendoci che la pace sociale è laboriosa, artigianale, ma questa pace sarebbe superficiale e fragile se non è frutto di una cultura dell'incontro che la sostenga. Mi pare che anche stasera, come in questi 6 anni, abbiamo cercato di costruire proprio questo, una cultura dell'incontro. La seconda fase di questo sessennio, il triennio dedicato alla sostenibilità, diciamo ambientale, ma adesso allarghiamo subito la collocazione, aveva l'idea di superamento di una logica di confronto binaria, io-tu, posizioni dell'uno, posizioni dell'altro, verso una triangolazione, verso aprire lo sguardo su un piano, verso una progettualità comune. Insieme, pur con punti di vista e posizioni diverse, ci proiettiamo in un progetto comune, in un terzo punto, in una progettualità comune. Non si tratta soltanto di trovare una via mediana di mediazione tra due posizioni in dialogo, spesso magari in antitesi, ma di un lavoro congiunto per raggiungere obiettivi comuni, ad esempio appunto la sostenibilità. È quello che abbiamo cercato di fare. Abbiamo cominciato a introdurre quindi il tema della sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale, ma in armonia con la sostenibilità sociale ed economica, sempre in ragione del fatto che tutto è commesso. Quindi abbiamo cercato di dare vita, dare corso a dei progetti comuni, per esempio sotto il punto di vista sociale l'inclusione delle fasce marginali, per esempio nel lavoro, la formazione dei lavoratori perché non siano sopraffatti da meccanismi anche iniqui dal punto di vista del lavoro stesso. Il lavoro in sinergia con le università, Padova qui rappresentata da Sambo, ma anche gli ITS, c'è il presidente dell'ITS agronomico qui di Conegliano, Ivo Nardi, che saluto, per la formazione, un cammino per la formazione di una figura di un tecnico della sostenibilità, per esempio, dato che è difficile dare regole generali e ovunque applicabili. Spesso la sostenibilità sta nel fatto di bilanciare ciò che si usa a livello di concimazione o anche di fitofarmaci per usare lo stretto necessario che c'è bisogno qui in quel luogo quando si fa agricoltura convenzionale. E quindi è importante che proprio si studi il qui e ora di cosa si può fare, di cosa si può ridurre dal punto di vista dell'impegno della chimica. Ricercare dunque questi progetti comuni, ma anche favorire, questo rimane ancora l'obiettivo già dal primo triennio in poi, una crescita culturale del territorio di cui già accennava poco fa il professor Carniello.
Non basta portare avanti progetti dal punto di vista tecnico, occorre che ci sia una società, un'opinione pubblica, una cultura condivisa del rispetto dell'ambiente, del rispetto degli altri, della sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Dentro questo secondo triennio, una seconda lettera pubblicata dal Vescovo Monsignor Pizziolo sul tema della sostenibilità ha avuto luce il 7 ottobre 2023, poco più di un anno fa, a conclusione delle iniziative del mese del creato. Stavolta, sentite già anche il collegamento con il primo triennio, il titolo della lettera era Grandi mete e piccoli passi, orientamenti e attenzioni per un cammino da compiere insieme. Era stato introdotto proprio in quel testo il concetto di sostenibilità planetaria, con uno sguardo più ampio sulla questione, non soltanto sul tema pesticidi, sì, no, ma ampliando ulteriormente lo sguardo sul cambiamento climatico, sugli stili di vita, non fossilizzando la cosa su uno dei tanti elementi in gioco. E nei paragrafi che seguivano nella lettera si sottolineava la necessità di andare oltre il facile ottimismo. Molti risultati non erano stati raggiunti, non sono stati raggiunti, perché cambiare è impegnativo e richiede sforzi non sempre scontati, le sfide restano molte e del resto, citando sempre Papa Francesco in Laudate Deum, rimane anche la problematicità della logica del massimo profitto al minimo costo mascherata di razionalità, progresso e promesse illusorie che rendono impossibile qualsiasi sincera preoccupazione per la casa comune. Paradigma economico nel quale viviamo e dal quale non possiamo tirarci fuori perché è ben più grande di quello che la singola persona può fare. Questo massimo profitto al minimo costo, questa logica dello sfruttamento e dell'avere per sé, è una logica che difficilmente si può combattere, ma che rimane uno dei principali ostacoli a un vero cammino di sostenibilità. Ulteriormente il Vescovo nella lettera ci invitava ad andare oltre lo sterile pessimismo, che talvolta si nutre di polemica e di ideologia, guardare alle grandi mete, la sostenibilità, senza accorgersi, grandi mete che non si raggiungono, senza accorgersi dei piccoli passi che si compiono, questo non può portare che a una mancanza di speranza e anche a uno sguardo ingiusto sulla realtà. Proprio lì il Vescovo ci invitava invece a leggere le buone pratiche della porta accanto, come la nascita delle comunità Laudato Si, a Follina ad esempio, indipendentemente anche dalla diocesi, la costituzione di un biodistretto, la ricerca scientifica per ridurre l'impatto ambientale, gli esempi di sostenibilità sociale e tante altre sollecitazioni che il Vescovo ci lasciava. Nell'ultimo paragrafo ci invitava a camminare insieme con verità sulla via del dialogo, insieme, oltre la dimensione zero, cioè oltre i particolarismi, con verità, cioè oltre le ideologie e le mistificazioni, con lo stile del dialogo come metodo fondamentale che anche stasera il Vescovo ci ha rilanciato. Un'ultima riflessione per tirare un piccolo bilancio non conclusivo di quello che questi 6 anni di tavolo diocesano sono stati. Che cosa ha prodotto in positivo questo tavolo? Senz'altro ha prodotto una conoscenza reciproca, un approfondimento, una ricerca della verità, un'esclusione dei pregiudizi reciproci gli uni verso gli altri. Ha prodotto quei progetti, quelle intuizioni che stanno anche maturando, che il Vescovo nelle lettere ha messo in evidenza, ma che tuttora non sono conclusi e lasciano aperte prospettive di continuità. È stato essenzialmente un esercizio di mediazione e di relazione con chi ha voluto starci, un'unica via per un'azione che possa essere non soltanto incisiva, anche le proteste possono essere incisive, ma duratura, anche se richiede molto tempo e il cambiamento non si può certo notare dall'oggi al domani, perché è un cambiamento culturale quello che ci si propone. Non nascondo le fatiche che allo stesso tempo ci sono state. Abbiamo perso pezzi per strada, abbiamo perso in questi 6 anni la ricchezza di tanti punti di vista complementari. Le associazioni ambientaliste, che erano quelle che ne pativano di più da questo confronto, perché
per i consorzi gioco forza è un atto di attenzione che va a loro favore, quello di sedere a questo tavolo di dialogo, quindi avevano tutto l'interesse a starci e tuttora ci sono stati, e anzi li ringrazio per lo stile con cui sono stati. Ma d'altra parte quelli che sono invece i movimenti ambientalisti avevano tutto da perdere dentro questo confronto, perché ne perdeva la forza della loro testimonianza. E quindi non è sempre stato facile tenere insieme gli uni e gli altri, comprendendo anche queste motivazioni che avevano alle spalle. Quindi abbiamo perso pezzi, non tutti ci sono stati fino in fondo. Come notate anche dai relatori della serata, i movimenti ambientalisti in quest'ultimo passaggio per preparare il convegno di stasera hanno pensato di non esserci a livello organizzativo. Questa è una perdita che non va giudicata in senso morale perché guai perché non ci sono stati, è un dato da leggere nel suo significato e da cogliere come sintomo probabilmente di una fatica, di un disagio che richiede di essere approfondito. Per questo, dopo questa esperienza del dialogo, sarà necessario riprendere con i consorzi, con gli ambientalisti, gli uni e gli altri, delle progettualità che diano la possibilità a ciascuno di continuare a esprimere le proprie ragioni. Altre fatiche sono il sospetto e il rischio di vedere le cose soltanto in modo parziale, perché poi ciascuno chiaramente porta il suo punto di vista e non sempre è possibile andare verso tutti. E ancora il rischio di arrivare a progetti, come tante volte è successo in questi 6 anni, che fatichino a diventare concretezza e a diventare iniziativa concreta. Questo ci fa dire, mettendo insieme positivo e fatiche, ci fa dire che è stata un'esperienza bella, entusiasmante, ci ha arricchito, ci ha aiutato a fare verità e per questo ci ha motivati ancora di più ad affrontare quelle sfide che rimangono aperte. Quindi verso nuove progettualità con i consorzi, le associazioni di categoria, i sindaci, le università, le istituzioni, i movimenti ambientalisti e tecnici, considerando che questa del tavolo non è stata una parentesi, ma una sorta di humus del sottobosco che può dare nutrimento e vigore a tutto quello che da qui in poi potrà nascere, e si sa che la forza dell'humus è quella di essere ricco di valori e di intrecci che rendono generativo e fertile tutto il tessuto. Grazie. Grazie a Don Andrea. Grazie anche per i tempi, siamo riusciti abbastanza a rispettarli, e passerei ora la parola al dottor Mauro Pigozzo, giornalista del Corriere del Veneto, che da oltre 20 anni scrive di temi legati alla viticoltura veneta e al prosecco in particolare. Ci offrirà una panoramica generale sul cambiamento climatico e sui suoi effetti su scala mondiale, ma anche su quello che è il nostro territorio veneto. Credo sia difficile non pensare, visto che il tema è quello dei cambiamenti climatici, ai disastri che sono accaduti in Spagna, mi riferisco a Valencia in modo speciale, ma anche a quelli più vicini a noi, occorsi in Emilia-Romagna l'anno scorso e anche qualche settimana fa. Ecco, dottor Mauro Pigozzo, a lei la parola allora. Grazie, allora ringrazio intanto la Diocesi per l'invito, ringrazio i relatori di governo che hanno condiviso questo percorso e soprattutto grazie a voi che siete qui stasera per ragionare attorno a questi temi. Una panoramica generale sul tema della sostenibilità tra cambiamento climatico e inquinamento per capire quali sono oggi le sfide che affrontiamo, mettendo in evidenza gli aspetti più problematici collegati all'ambiente e agli obiettivi da raggiungere. Il tema era vastissimo, difficilissimo e quindi cercherò di mettere alcuni numeri per cercare di dare una sintesi, per cercare un po' di focalizzare, perché altrimenti ci vorrebbero biblioteche per analizzare quello che accade. Nella prima parte cercherò di fare un ragionamento a livello globale, nella seconda parte faremo il focus del Veneto, cercando di focalizzarci meglio sui temi locali ovviamente. Allora, alcuni numeri subito che sentiamo spesso. Uno è il tema della temperatura, c'è un valore 1,4 gradi in più rispetto alla temperatura media, che è quello che adesso è considerato al momento storico, quello che stiamo vivendo in termini di global warming. La vita umana attorno ai 2 gradi comincerà ad avere una serie di problemi sia la vita umana sia la vita biologica, e le stime verso il futuro non sono ottimiste perché si pensa già di arrivare verso i 3 gradi nella seconda parte di questo secolo.
Le conseguenze immediate sono lo scioglimento dei ghiacciai. Ragionando a livello locale, solo sulle Dolomiti 1 su 3 dovrebbe sparire, quindi se avete voglia di fare un giro in montagna adesso è il momento migliore, perché contestualmente ci sarà anche l'innalzamento dei mari. Adesso la stima è intorno a mezzo centimetro all'anno, ci sono queste analisi intorno ai 60 centimetri che dovrebbero essere quello non accettabile, o comunque inizierebbero a compromettere parecchi ecosistemi, e via via poi ci sono le varie conseguenze con la biodiversità a rischio, i conflitti per le risorse, le migrazioni climatiche e le ferite di cui parlava anche prima Don Forest. Qui ci sono altri numeri collegati all'aria. Innanzitutto il fatto di continuare a emettere anidride carbonica ci ha riportato a un'epoca preistorica nella quale l'uomo ancora non c'era, e sono circa 300.000 i morti all'anno solo in Europa per inquinamento da aria. Sono numeri che raramente vengono detti, o comunque non hanno l'enfasi che può avere il numero di un morto in guerra o di un morto in incidente stradale, perché fanno statistica e quindi vengono ignorati. Analogamente il tema dell'acqua potabile, sono 2 miliardi le persone che adesso hanno difficoltà ad avere accesso, molto si sta facendo, ma ci sono scenari molto pessimisti per i prossimi anni. Del mare, dell'acidificazione del mare, delle isole di plastica che ci sono, ne sentiamo parlare ogni giorno. E per quanto riguarda invece la terra inquinata sia dalle industrie sia da certi eccessi dell'agricoltura, si stima 500.000 di morti all'anno a livello globale, e una stima dei siti inquinati in Europa che avrebbero bisogno di bonifica stiamo parlando quasi di 3 milioni di siti. Questa slide è un po' così, un po' un tentativo di fare un ragionamento dal Big Bang a noi. Il concetto che volevo far passare, che è un po' il tema che proponeva anche prima Don Forest, è che siamo tutti connessi. La biologia, gli animali, l'uomo, la natura sono connessi. Abbiamo un Last Universal Common Ancestor, questo famoso Luca, questa cellula primordiale da cui con l'evoluzione darwiniana tutti arriviamo. E l'altro elemento, quando si analizzano queste cose complicate, perché si parla di un abisso temporale, bisogna ragionare che l'uomo sulla Terra è qui dal 31 dicembre alle ore 23:50, se l'universo avesse avuto un anno di tempo per vivere, insomma. Questa è l'altra curiosità con cui mi sono imbattuto ragionando su questi temi. La percentuale di DNA in comune che abbiamo con gli altri esseri umani lo sapevamo, con gli scimpanzé pure, non so se si sapeva che anche con l'uva abbiamo un 24% di DNA in comune. La fonte è Smith Ocean, che è un gruppo che lavora sui temi del DNA e delle uve antiche, insomma. Ecco, questa era un po' la parte iniziale, introduttiva, che volevo porre, insomma, per partire dall'alto, insomma, come era stato chiesto. Per quanto riguarda le sfide per il Veneto, ho preso a piene mani a uno studio che, se vi interessano questi temi, vi consiglierei di guardare. Insomma, è stato presentato a maggio, la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, un lavoro fatto dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, dall'ARPAV, con le università, con UAV, Ca' Foscari, ed è molto interessante perché sostanzialmente analizza un blocco temporale noto, il trentennio da metà anni 70 al 2005, poi fa stime verso il 2050 e il 2100. La cosa affascinante di questo lavoro è che è online, c'è una piattaforma con le proiezioni climatiche per il nord-est, in cui, tra virgolette, vi fate la vostra personale previsione del futuro del mondo. Dico questo perché tutti i numeri che andremo a vedere adesso sono numeri collegati a parametri molto complicati, collegati a innalzamento della temperatura, emissione di carbonio, collegati a temi geografici, di orografia, che quindi sono molto difficili. In questo portale che trovate online potete decidere se siete ottimisti o pessimisti, di scegliere che livello di inquinamento potrebbe capitare, e quindi conseguenzialmente si potrebbero vedere anche le varie conseguenze che questo potrebbe avere. Entrando nel vivo dell'argomento, caldo fa caldo, la temperatura media è in ascesa. Questi sono dati, vedete la mappa del Veneto che è tutta rossa, almeno fino a 2 o 3 anni fa. La crescita è costante, e però continuerà. Allora, tutti i dati concordano più o meno fino al 2050, si parla di un altro 2-3 gradi in più che dovrebbero aumentare.
con estati con 5 gradi in più di temperatura, inverni con 4 gradi in più. Poi per quanto riguarda un tema molto caro alla viticoltura e all'agricoltura, pioverà di più in inverno e molto meno in estate, e questo è una delle cose con cui ci stiamo già confrontando adesso. La quantità d'acqua grosso modo nel corso dell'anno è la stessa, piove in maniera irregolare, ci sono episodi drammatici e violenti, istantanei. In tutto questo la montagna avrà un suo ruolo, perché le ondate di calore e le precipitazioni intense coinvolgeranno particolarmente le zone montuose. Andando oltre, andando quindi ai 50 anni successivi, gli scenari sono due sostanzialmente. Se in qualche maniera intorno al 2040-2050 si riuscisse a rallentare o a bloccare le emissioni a livello globale, potremmo avere delle strutture che rimangono più o meno stabili, non dico come adesso, ma nei prossimi 20 anni. Se invece, e questo è lo scenario, insomma, quello con emissioni alte, non dovessimo riuscire a bloccare l'inquinamento, nelle aree montane ci saranno in continuazione un aumento della durata delle ondate di calore, che potrebbero superare i 40 giorni all'anno, aumentare ancora le precipitazioni di un più 120%, e però anche in questo caso pochi episodi ma violenti, perché ci sarà una diminuzione dei giorni con neve nuova. Per quanto riguarda le precipitazioni, la pioggia, ci si aspetta un aumento in inverno fino al 35%, sempre nelle aree alpine, e una diminuzione in estate, un 30% in pianura. Le zone di pianura presentano un forte aumento dei giorni caldi, più 60 giorni all'anno. Anche queste cose che già stiamo vedendo. C'è sto tema dei 30 gradi di temperatura, che viene considerato una soglia che quando si supera inizia a creare problemi, quindi d'inverno probabilmente patiremo meno, d'estate però rischierà di essere sempre più complicato, soprattutto per l'agricoltura. Iniziamo a parlare di soldi. Ho rubato anche qui la slide alla Ca' Foscari Venezia, insomma il lavoro che hanno fatto. In questa slide si vede chiaramente in che maniera subiremo danni. Dal punto di vista ambientale il tema sono quello delle inondazioni, degli allagamenti da pioggia, delle ondate di calore, delle siccità e dell'erosione del suolo. I danni che subiremo sono collegati a quello che abbiamo costruito, alle nostre case, alle infrastrutture, a noi stessi, all'umanità, al capitale sociale, viene definito così, capitale culturale, cioè i vari siti. C'è un tema naturale che chiaramente viene differenziato in base agli ecosistemi, e la parte più economica è divisa per i vari settori. Questa sera direi che possiamo mettere l'evidenziatore sul settore primario, che potrebbe patire per inondazioni costiere, allagamenti da piogge intense, siccità e erosione del suolo. Anche su questo non stiamo dicendo nulla che non stiamo vedendo sulle cronache di questi giorni, penso agli smottamenti sulle colline, penso a certe inondazioni, a certi periodi di pioggia estrema che ci sono, proporzionalmente continueranno. E voi dite, va bene, e questo cosa significa? Questo è un dato che mi ha colpito quando l'ho visto. A livello nazionale, se tutto dovesse proseguire così, il Veneto sarà la regione che più patirà in termini di calo di prodotto interno lordo, si stima un 5%. Questo è collegato a una serie di fattori sia economici, sia ambientali, sia relativi all'antropizzazione che c'è del territorio. Comunque rischiamo di perdere un 5% se non ci sarà un'inversione di rotta. Ho messo poi un appunto di uno studio di Nature che avevo letto, non riguarda tanto il nostro territorio, però è affascinante, drammatico dal punto di vista di chi si occupa di viticoltura. Stimano che il 90% delle regioni vinicole, da Spagna, Italia e California meridionale, potrebbero patire gravemente, se non addirittura scomparire, perché sono a ridosso dei mari, basterebbe l'innalzamento, una serie di cose, quindi c'è anche questa dimensione. Ecco, questa è un po' la slide sì, che ho preso da un libro, immagino che molti di voi l'abbiano letto. Il concetto è l'antropocene, il fatto che nelle ere precedenti quello che accadeva per causare estinzioni di massa o periodi di rivolgimento storico erano i meteoriti, erano i vulcani.
Da quando c'è stata la rivoluzione industriale, da quando c'è Homo sapiens, siamo noi la nuova era, perché stiamo agendo sulla chimica, sulla geologia, immettendo anidride carbonica, inquinando, e questa è una mappa che ho preso dal libro di Telmo Pievani e Mauro Varotto, sono degli studiosi che hanno analizzato come sarebbe il mondo se salisse di 65 metri sto benedetto mare, se i ghiacciai si sciolgono e così via. Quindi addio al Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, avremo il grande mare padano. Dopodiché qua siamo a 72 metri, quindi in teoria potremmo avere una spiaggia vicina, insomma, ecco, però era per dire che chiaramente sono dimensioni lontane, sono quasi provocazioni intellettuali, però gli scenari sono questi. Vado in conclusione con questa foto. È una bottiglia di spumante che ho rubato a delle aziende francesi. Non so se qui a Conegliano qualcuno ha avuto l'idea. Sostanzialmente è una bottiglia fatta con la tecnica del Kitsuji, che letteralmente significa aggiustare con l'oro. È una tecnica giapponese che è stata elaborata nel 400 da uno shogun, che ha una storia molto simpatica, perché questo shogun, che era il periodo in cui tra l'altro aveva elaborato la cerimonia del tè, si era rotto la sua tazza preferita, non riusciva ad aggiustarla, ha fatto tempeste, si è arrabbiato, finché gli artigiani di corte hanno avuto questa idea: perché non prendiamo una resina naturale del materiale prezioso, l'oro, e dato che questa tazza non riusciamo ad aggiustarla, non facciamo vedere piuttosto ste ferite, non le mostriamo. Da allora è una tecnica artistica che in qualche maniera rappresenta la resilienza, che da certi punti di vista mi sembra emblematica della viticoltura oggi, o anche di quello di cui stiamo parlando stasera, una terapia del saper far guarire, di trasformare le ferite in opere d'arte, ed è quello che speriamo capiti sulle colline per la viticoltura in genere. Grazie, dottor Mauro Pigozzo, che ci ha presentato questo quadro in termini macroscopici e anche microscopici, nel senso legati a quello che è il nostro territorio e il nostro ambiente. Vi ringrazio e inviterei adesso il professor Carniello e il dottor Pigozzo a lasciare lo spazio al professor Paolo Sambo e alla dottoressa Cristina Micheloni. Li invito a salire sul palco, li accogliamo con un applauso e facciamo un altro passo nel nostro cammino di questa serata. Apriremo un breve dialogo appunto con il professor Paolo Sambo, prorettore per le politiche per le sedi decentrate dell'Università di Padova e professore ordinario di orticoltura e floricoltura, e la dottoressa Cristina Micheloni, agronoma, presidente dell'Expert Group for Technical Advice on Organic Farming, ovvero il gruppo di esperti che supporta la Commissione europea sui temi dell'agricoltura biologica, ed è anche presidente dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica del Friuli Venezia Giulia. Si tratta dunque di due sensibilità, di due modalità di approccio diverse per quanto riguarda il mondo della coltivazione e dell'agricoltura. Ecco, porrei alcune domande, così abbiamo pensato a qualche interrogativo, 2 giri di domande fondamentalmente. La prima, questa serata è dedicata a sostenibilità e viticoltura. Forse possiamo, ecco, mettere un fondale neutro, ecco sì. La prima domanda potrebbe essere proprio quella della sostenibilità. Il titolo della serata, dicevo, è Viticoltura e sostenibilità, a che punto siamo? E quindi rivolgerei questo tipo di interrogativo: che cosa significa in definitiva oggi sostenibilità, e sostenibilità in particolare nel mondo dell'agricoltura? Ecco, mi aspetto magari delle domande il più possibili concise, ecco. Ma una prima definizione di sostenibilità per aiutarci a così anche ad andare via questa sera con una definizione, con dei termini piuttosto chiari relativamente alla riflessione di questa sera. Ce la siamo giocata a sorte, parto io. Grazie tanto per l'invito. Prima di risponderle sulla sostenibilità, però, una velocissima riflessione sulla presentazione del dottor Pigozzo. Non vorrei in questo contesto che passasse il concetto che tutto il global change è colpa della viticoltura, nel senso,
così, o dell'agricoltura, solo 2 numeri, oggi studiando, leggicchiando in giro, indicativamente solo il 30% delle emissioni della CO2 o dei gas serra in atmosfera sono imputabili al comparto agricolo totale, quindi meno di 1/3, e viticoltura e produzione di vino è solo una piccola frazione. Un'altra cosa molto curiosa che ho scoperto oggi è che nella produzione di 1 litro di vino, dalla barbatella alla bottiglia, 25% delle emissioni di gas sono dovute alla produzione della bottiglia di vetro. Quindi, come dire, le conseguenze del global change ce le becchiamo tutti come viticoltori, come agricoltura, che non passi però il messaggio, cioè contestualizziamo un attimo quello che è l'effetto. Alla sua domanda, sostenibilità, cercherò di riprendere alcuni punti del professor Carniello e di Don Andrea. Non vi parlerò di metaetica, io sono un banalizzatore, però credo che su queste cose sia importante essere chiari. Di sostenibilità si parla da circa 40 anni. La prima definizione è la Commissione Brundtland degli Stati Uniti nel 1987, che definisce e sancisce 2 cose essenzialmente: il principio di sostenibilità, che banalizziamo in soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future, quindi stimola a una gestione oculata, utilizzo oculato degli input, delle risorse naturali, ma che al contempo declina il concetto di sostenibilità come l'esempio più classico è uno sgabello con tre gambe. Quindi sostenibilità fa riferimento a 3 ambiti, non in alternativa, ma a 3 ambiti che devono essere valutati in contemporanea. L'ambito ambientale, ovviamente, che è quello che salta immediatamente all'occhio anche oggigiorno quando si parla di sostenibilità, ma si parla anche di sostenibilità economica, quindi necessità di garantire un reddito, una produttività alle aziende, e una sostenibilità etico, sociale e via dicendo. Tutti questi 3 aspetti devono essere compresi quando parliamo e presi in considerazione quando parliamo di sostenibilità. Da questa definizione, se volete, banale, ma che ci complica particolarmente la vita, dobbiamo, o ne arriva una considerazione. La prima considerazione che possiamo fare è che la sostenibilità non è un concetto che o c'è o non c'è. La sostenibilità è un continuum, è un processo continuo che qualunque tipo di azienda deve cercare di perseguire e migliorare. Io quando vado a lezione parlo di queste cose, parlo per esempio dei sistemi di lotta, che è un argomento particolarmente attuale, da una lotta completamente chimica a calendario che oggigiorno nessuno si sogna di fare e diciamo che non è completamente sostenibile, una lotta con trattamenti basati sulla base dello scouting, quindi con le soglie di intervento, sicuramente non è il massimo della sostenibilità, ma è già un passo avanti, che non vuol dire ho finito. Posso passare a una lotta integrata, una lotta biologica e via dicendo, e questo vale per qualunque aspetto prendiamo in considerazione. Dicevo che se la definizione è semplice, l'approccio o la gestione della sostenibilità non è mai così, così semplice, così lineare, è anche perché quello che ci è appena stato illustrato sul cambiamento climatico è chiaramente un evento che va a modificare la sostenibilità delle aziende, ma non solo delle aziende, della nostra vita. E per valutare questa ci sono grossi problemi, però di nuovo il concetto da prendere in considerazione è che non esiste un approccio all'agricoltura che sia sostenibile e un approccio che non sia sostenibile. Mi rifaccio al punto, credo, alle 2 dimensioni di Don Andrea Forres prima, che ci illustrava, diceva muoversi verso un obiettivo comune anche se da presupposti diversi. Questo è un classico approccio alla sostenibilità, l'obiettivo comune,
che però può essere perseguita con metodi diversi. Noi siamo un esempio di approccio alla sostenibilità non diversi, ma esperienze diverse verso la sostenibilità. Con Cristina abbiamo parlato più volte su Zoom, prima, avanti e indietro. Sostenibilità la otteniamo facendo un'agricoltura fatta bene, che poi uno decida di essere 100% biologico o convenzionale, entrambe le attività devono essere fatte bene. Questa non è una serata tecnica, non parliamo di numeri, non parliamo del RAM piuttosto che un'altra cosa, però questo è il concetto di base. Grazie. Cristina? È difficile aggiungere delle cose, però allora mi aggiungo un pezzettino alla tua cosa iniziale, ovvero il cambiamento climatico. Ci siamo già spaventati e ci c'è buon motivo per essere spaventati. L'agricoltura è appunto meno del 30%, o meglio il sistema agroalimentare è un po' meno del 30% dell'impatto che causa dal punto di vista antropico il cambiamento climatico, però è l'unico settore che può anche essere quell'oro che aggiusta la bottiglia, la tazza, nel senso che è l'unico settore che può anche agire da mitigatore dell'impatto climatico, perché l'agricoltura è in grado anche di stoccare carbonio, non tanto la viticoltura, qualcosa di viticoltura si può fare, però qualcosa si può fare. Però pensiamo alla zootecnia basata sul pascolo, pensiamo alle foreste, pensiamo alla forestazione. Quelle sono tutte attività che fanno parte anche dell'attività economica agricola o agroalimentare e che, al contrario di quello che non possono fare i trasporti, l'industria, che non possono assorbire CO2, l'agricoltura è in grado anche di fare da oro, da quel collante prezioso che tenta di aggiustare un po' la situazione. Finisco solo questa cosa qui e vado a quella difficilissima definizione di sostenibilità. Do per già acquisito tutto quello che è stato detto finora e tento di concentrarmi solo su 2 o 3 aggettivi. La sostenibilità sicuramente è un concetto complesso, non si può guardare solo alle emissioni di CO2, al water footprint, all'impronta climatica, solo all'acqua, solo alla biodiversità. O c'è la sostenibilità che è il difficilissimo equilibrio di tutte queste parti, oppure non ci stiamo accontentando di qualcosa che fa bene a noi, alla nostra coscienza, ma non ha un impatto sulla realtà. E quindi è complessa. La seconda, e quindi è anche difficile da misurare. Quando vogliamo misurare col metodo scientifico la sostenibilità, fantastico, mi piacerebbe, però rischiamo di prendere dei granchi anche. Dobbiamo accettare una certa imponderabilità, mettiamola così, che dobbiamo andare un po' a stima. Secondo aggettivo è quello del dinamismo. Come già stato accennato, è un concetto dinamico, nel senso che un sistema è un po' più sostenibile di come era l'anno scorso, un po' meno sostenibile l'anno scorso, un po' meno di quello vicino, perché il contesto non solo climatico cambia, ma anche quello naturalistico, quello sociale, quello economico. Quindi dobbiamo essere anche capaci di continuare ad evolverci. Non è un punto, essere sostenibili domani mattina non è un punto di arrivo, non c'è mai un punto di arrivo, perché altrimenti non faremo attività economiche, non faremo attività agricole, lasceremo la foresta, quella è in equilibrio, però avremo altre tipologie di insostenibilità per gli umani, insomma, quindi è dinamico. Infine è un concetto ampio, non c'è la mia sostenibilità, quella della mia azienda, c'è quella globale, è stata accennata da Don Andrea Forest prima, c'è quella almeno di un territorio. In questo senso, quello che noi come AIAB un po' di anni fa abbiamo lanciato, l'idea di non parlare solo di azienda agricola biologica, ma di territori biologici o biodistretti, è un po' una sfida che ci aiuterebbe ad allargare il concetto, quindi avere un modello di vita, un territorio, degli umani che vivono su un territorio che riescono nel loro insieme ad avere un comportamento, un modo di vita che progressivamente diventa sempre più sostenibile, anche qui senza un punto d'arrivo, è sempre un continuo. Tutto questo è molto vicino a quello che è stato presentato prima, che insomma veniva preso dall'enciclica, ha un nome negli ultimi 7-8 anni, che è un concetto che è stato sviluppato dai veterinari, poco prima no, non è la One Health, che era quello prima, ma è One Welfare, ovvero un solo benessere. Perché se era passata da una sola salute, ovvero o stiamo tutti bene o non sta davvero bene nessuno, umani qui, umani in altri posti nel mondo, ma anche le altre specie.
anche i microrganismi, anche gli uccelli, i mammiferi di altre specie, eccetera. Il passo successivo è quello del benessere, che non vuol dire solo non essere malati, vuol dire stare bene, socialmente, economicamente, e anche lì il concetto di efficienza è stato pian piano sostituito dal concetto di sufficienza, cioè vediamo cosa ci serve, vediamo cosa ci serve per stare bene e cerchiamo di fare quello. Massimizzare l'efficienza non è di per sé sempre, anzi spesso non è esattamente la cosa da perseguire, perché ci fa perdere di vista alcuni particolari che particolari non sono. Ho già detto tantissime cose, quindi sto zitta. Grazie intanto per questo primo giro di risposte. Ho sottolineato per quanto riguarda il professor Sambo la realtà della sostenibilità deve riguardare 3 ambiti: ambiente, economia, aspetto etico-sociale. La professoressa Micheloni ci ha detto che la sostenibilità è complessa, è dinamica, è ampia e deve puntare a un unico solo benessere. Vi chiederei adesso di fare un ulteriore passo, un po' avete già accennato qualcosa in una direzione di una maggiore concretezza, no? Come la viticoltura o comunque l'agricoltura oggi può essere capace di affrontare la sfida della sostenibilità, come si può realizzare oggi una viticoltura o comunque un'agricoltura maggiormente sostenibile. Certo, mi rendo conto che la domanda apre orizzonti infiniti, però almeno qualche aspetto, qualche spunto che ci possa essere utile. 2 scenari diversi, direi, i vigneti esistenti, quindi l'attuale e la prospettiva futura. Anch'io ho letto l'articolo di Nature, che è abbastanza angosciante, con queste macchie rosse che si spostano. Sì, dicevo, anch'io ho letto l'articolo di Nature, però fortunatamente per il 2100 non c'è tanto tempo, ce n'è, ma ci pone il problema di dove andrà la viticoltura, di dove saranno i vigneti del futuro. Per quanto riguarda i vigneti, il vigneto è per definizione una coltura poliennale, quindi si trattasse di pomodori, dico sposto adesso, cambio, il vigneto ce l'abbiamo, ci sono tanti studi, tante cose sono già messe in atto, ma si passa da adattamento alle tecniche colturali per conferire, come dire, sostenibilità in termini di risposta al cambiamento climatico, ma anche alla gestione dei patogeni, perché poi si parla sostenibilità, si parla sempre di pesticidi, a parte che pesticidi è una brutta cosa, si parla di agrofarmaci, che è già una cosa, come dire, non è solo una questione semantica, ma proprio una questione di cosa uso, è un farmaco, un qualcosa che devo utilizzare per contrastare un problema. Comunità Europea indica per il 2030 la riduzione del 50%, 2050 l'azzeramento dell'utilizzo di prodotti di sintesi. Io ho letto un'altra cosa angosciante a questo proposito, uno studio dell'Università Sacro Cuore di Piacenza che dice: azzerando l'utilizzo di agrofarmaci in questo momento avremo una riduzione del 70% della produzione di uva e di vino. Detta così è un brutto numero, in termini economici si parla in Italia passare da 15,1 miliardi di euro a 4 miliardi di euro di valore delle produzioni. Se ritorniamo alla definizione di sostenibilità che deve essere anche ricaduta sul territorio, signori, in queste condizioni non è solo il viticoltore che non ha soldi, il viticoltore che non ha soldi non può comprare le scarpe dal negoziante che vive a Conegliano, il quale poi non riesce, fa fallire la fabbrica che produce le scarpe. È un effetto veramente globale. Di nuovo, io non sono un fervente sostenitore del chimico, ma in questo momento l'utilizzo di prodotti chimici, che tra l'altro sono sempre meno a disposizione, sempre meno tossici. Un'altra, 2 numeri, noi all'università con i numeri ci salviamo sempre. Dal 2000 al 2020 i fungicidi sono passati da 107 a 72 quelli disponibili, ammesso che siano ancora tutti disponibili, gli acaricidi da 21 a 11, gli insetticidi da 136 a 41, quindi anche tutto questo uso di chimica c'è, ma non è, come dire, siamo nel 2024, non parliamo più dell'agricoltura del 2000 o del 1900, diciamo del secolo scorso, per far bella figura. Però ripeto,
ci sono pratiche, ma anche pratiche che sono già implementate, senza arrivare ai prodotti non di sintesi, gli estratti biostimolanti, tecniche come l'inerbimento dei filari, il passaggio dell'utilizzo di sistemi di irrigazione a irrigazione mirata, la tecnologia. Io ho letto oggi uno studio all'Università di Viterbo che mette in evidenza come il passaggio dall'utilizzo di quello che tecnicamente si chiama DSS, quindi Decision Support System, un sistema informatico che ti dice quando fare i trattamenti, permette di ridurre fino al 50% gli interventi che fai, fino all'utilizzo di mezzi biologici. Io sono un convinto sostenitore che gli approcci non possano essere solo per il biologico o solo per il convenzionale. Ci sono delle tecniche che vanno benissimo per qualunque tipo di agricoltura. La differenza, anche se la banalizzo, è che il convenzionale, quando non riesce a controllare con certi mezzi, tratta, e il biologico deve mettere in atto o rinunciare alle produzioni. Però ci sono tutta una serie di tecniche, cambia anche il sistema di allevamento, potrebbe cambiare di allevamento dei vigneti per creare una copertura più o meno ampia. Sono tutte risposte, la densità colturale nei vigneti per andare incontro alle minori disponibilità di acqua, adeguamenti delle aziende per accumulare, perché è vero che ci sarà lo switch della piovosità, ma signori, il Veneto intercetta qualcosa come il 10% dell'acqua piovana. Il 90% di quelle bombe d'acqua di cui abbiamo parlato va diretto in fiume, in mare, e quella è acqua che, se riusciamo a intercettare, poi è utile. Certo, meno ne usiamo meglio è, però almeno quella che ci arriva naturalmente, se no andiamo a pescare in falda o andiamo a essiccare, come dire, ad asciugare fiumi, fino ad arrivare allo spostamento. Storicamente la viticoltura ha subito i cambi di temperatura. Dagli Etruschi fino ad oggi ci sono stati periodiche variazioni di temperature, microglaciazioni, periodi in cui la temperatura si è alzata e la viticoltura si è espansa finché è arrivata al 1850 più o meno, che ha raggiunto queste aree. È ipotizzabile che in futuro dovremo spostarci ancora. Però, ripeto, il guadagno, sono d'accordo con lei, è l'ambiente che fa cioè come dire, il sistema che fa la sostenibilità. Possiamo immaginarci un'azienda perfettamente sostenibile e un mondo intorno che invece non lo è. Quindi piccole azioni, ma che se applicate, i numeri ce li daranno i consorzi dopo in quanti ettari, quante aziende e via dicendo, piccoli passi per grandi risultati, che poi era anche uno dei titoli. Certo, il che nostro visto. slogan un po' di questo percorso. Grazie. Questa è la coltivazione convenzionale. Per quanto riguarda la coltivazione biologica, professoressa ma non c'è Micheloni. un salto, devo dire che è un continuum, di nuovo, come per la sostenibilità, chi fa biologico. Io però vorrei dire 2 o 3 cose anche qui, andiamo per punti, non riusciamo a fare un discorso perché sennò vi tediamo per altre 20 ore, li perdiamo. E chi fa agricoltura biologica, viticoltura biologica in questo senso, non parte da dire io non voglio utilizzare i prodotti di sintesi, dice io parto tentando di mettere a valore la vocazionalità dei territori, ovvero questo territorio per cosa cresce bene qui, che è un concetto di nuovo dinamico, perché cambia negli anni col clima, con tutte le cose, quindi non è che fatta questa analisi oggi è la stessa per i prossimi 500 anni, però sarà per pigrizia o per Fukuoka docet, ma comunque l'idea è capire cosa cresce con maggiore facilità in alcuni territori e dire io posso farlo diventare la mia produzione principale, non l'unica, su questa cosa torno dopo. Ed da lì sono nate tutte anche quelle che ora vengono chiamate, con un termine che a me sinceramente non piace, le eccellenze dell'agroalimentare italiano, però insomma le tipicità che di nuovo evolvono, perché noi adesso chiamiamo tipico il mais piuttosto che il fagiolo, che sono arrivati dopo Colombo, quindi insomma, o la patata di non so dove, però insomma anche in viticoltura seguire la vocazionalità. Faccio l'esempio concreto, in collina è sicuramente più semplice fare viticoltura che non farla in pianura, per tutta una serie di motivi, tra l'altro climatici, per cui se devo fare viticoltura, fare un vino e voglio anche dire che faccio un vino di qualità, probabilmente è meglio che vada nelle zone
più vocate, di nuovo considerando tutte le nuance di questo termine. Dopodiché devo, dal punto di vista di chi fa biologico, devo uscire dalle quella che Vandana Shiva chiamava le monocolture della mente, che diventano monocolture agricole, ovvero fare biologico, per fare biologico bene, torno perché è giustissima questa precisazione, devo avere un ambiente che abbia un minimo di diversificazione, che abbia un livello di biodiversità coltivata, naturale, indotta, quello che volete, però nel deserto mi è assolutamente difficile contenere patogeni e parassiti senza andare con le bombe, mentre se invece ho un sistema che mi sta aiutando, perché ho già degli organismi, dei microrganismi che mi mitigano l'impatto di patogeni e parassiti, mi rendono la vita più facile. Non è il 100%, non mi risolvono il problema, però intanto mi danno una mano. Ho tutta la parte anche di sostenibilità e anche di far vivere bene le piante, la vita in questo caso, con la gestione del suolo. La gestione del suolo è diventata negli ultimi anni un tema di tutta l'agricoltura. Però guarda caso la prima associazione di biologici in Europa si chiamava, e tuttora si chiama perché tuttora esiste, Soil Association, che è nata negli anni 50 in Inghilterra a seguito di lavori sul suolo, sul compostaggio, fatti in India, perché c'era ancora la colonia inglese in India, quindi c'era la questione delle temperature alte, come mantenere la fertilità del suolo, come non ossidare la sostanza organica, eccetera. Tutte cose che stiamo vivendo noi adesso, in realtà ci stanno tornando. Quindi chi fa agricoltura biologica, viticoltura biologica, parte dal suolo, parte da far vivere bene, crescere bene la pianta, scegliendo la pianta, il portinnesto, la varietà, il luogo, il sistema di coltivazione, tutto quel che serve in modo da far crescere, adesso dico questo avverbio che di nuovo non mi piace, naturalmente, con meno fastidi, le piante coltivate. Dopodiché non è che siamo dei bucolici. Chi fa agricoltura biologica, viticoltura biologica fa impresa, quindi deve avere anche a disposizione il modo di intervenire qualora le cose, come spesso accade, non vadano per il meglio. Però sceglie di utilizzare prodotti non di sintesi chimica, questo c'è tutto un discorso che se volete facciamo dopo, perché no quelli di sintesi, però essenzialmente perché non hanno un percorso metabolico nell'ambiente in grado di metabolizzarli, però questo è l'ultimo, è il punto d'arrivo. Se io non ho fatto prima tutto il resto, non ho costruito un sistema capace di essere resiliente, non me la cavo. E questo mi spiega anche perché alcuni che sono arrivati al biologico con non sufficiente preparazione tecnica si sono fatti male, perché hanno fatto un biologico di sostituzione. Ok, non uso più quello, uso quest'altro, uso il rame, magari ti va bene un anno, magari era il 22, è andata abbastanza bene, il 2022 intendo, però poi nelle annate serie, come le ultime due, non è andata così bene, perché bisogna sapere, bisogna costruire un sistema, prendersi il tempo necessario per costruirlo, nella sua diversità, nella sua biodiversità, nella sua preparazione tecnica. Fare biologico è difficile, bisogna essere più preparati. Io dico sempre che è una forma di agricoltura intensiva, ma intensiva di conoscenza, altrimenti ci si fa male ed è meglio fermarsi un momento prima. Ultima cosa che dico, il biologico non è tecnofobico, forse tra i primi a utilizzare la tecnologia, i DSS di cui si parlava prima, sono stati biologici, perché ne hanno più bisogno e quindi sono stati i primi a utilizzarlo. Adesso io appunto noi abbiamo partecipato come biologici proprio a una serie di progetti a livello europeo proprio sull'internet delle cose, sulla sensoristica, sulla digitalizzazione in agricoltura, anche in viticoltura, proprio perché ci dà la maniera di lavorare con la diversità, ci dà maggiori informazioni, ci dà tanta più conoscenza nello specifico delle situazioni e quindi ci permette di agire in maniera molto mirata, molto precisa, facendo meno danni possibili. Poi ritorno a quello che dicevo prima, fare agricoltura non è mantenere le foreste, quindi un impatto ce l'abbiamo per forza, quindi qualcosa facciamo. Solo una cosa tecnica ma che apre un altro campo, una delle principali possibili soluzioni per aumentare la sostenibilità e contrastare il cambio climatico sono le varietà resistenti. È utilizzare dei vitigni che siano resistenti alle malattie. Noi ci preoccupiamo di usare il rame piuttosto che un prodotto o di costruire l'ambiente, quando poi se invece ho una varietà che non viene attaccata da quel patogeno,
il problema è già risolto. Dirlo è facile, varietà resistenti implica la discussione sulle nuove tecniche di miglioramento genetico. Sentivo proprio oggi una varietà di riso è stata autorizzata in Italia, Vercelli credo, dei pseudoambientalisti l'hanno distrutta. Allora, lo strumento che ti permetterebbe di non utilizzare i codici, dico, ho usato il termine pseudo, termini generali, quella però è la strada che so che tra l'altro qui i centri di ricerca in viticoltura stanno anche perseguendo, e quello è un approccio che va bene, biologico, cioè come dire, una varietà resistente è la soluzione che metterebbe d'accordo tutti, a prescindere da come è fatta. Sarebbe anche qui altre 5 ore di discussione, sì. Però appunto noi nel biologico, a parte che abbiamo seri concerns, diciamo così, OGM ma anche sull'ETEA, e comunque a livello europeo sono considerate OGM al momento, quindi sono vietate, eccetera. Però non apriamo, no, ma non voglio. A livello europeo sono autorizzate. Nel biologico no. Nel biologico no. Però l'altra cosa è la ricerca di qualcosa, noi abbiamo sempre preferito varietà tolleranti, sia per avere un orizzonte più lungo, sia perché ce ne sono anche in viticoltura, anche ottenute con altre metodi, e invece in queste 2 annate abbiamo sperimentato, toccato con mano la rottura della resistenza di molte recenti varietà resistenti che sono durate 5-6 anni, dopodiché ce le siamo perse. Quindi anche lì andiamoci piano, diamo anche il tempo al sistema viticolo di testare le cose, perché è una scorciatoia, capiamo se è una scorciatoia che ci fa bene o ci fa male, però anche qui le prossime 5 ore, se volete, va bene. Sì. Una domanda flash, abbiamo parlato di vocazioni, territorio vocato, riusciamo a dire una parola di un minuto soltanto su questo tema? Il professor Sambo ha già detto qualcosa, e non so, anche il professoressa Micheloni se vuole aggiungere 30 secondi su questo tema. Sì, non sono professoressa tra l'altro, però sì, territori vocati vuol dire capire appunto qual è la piovosità, quali sono le temperature, e di conseguenza la ventosità. Ripeto, faccio l'esempio viticolo, fare viticoltura in collina dove c'è maggiore ventilazione, dove probabilmente l'acqua sgronda, dipende dal terreno, ma insomma l'acqua sgronda più velocemente, hai una minore pressione di patogeni e quindi è più facile fare. Poi c'è una vocazionalità legata anche alle varietà, per esempio. Quindi alcune varietà crescono, o alcune specie crescono meglio per tutta una serie di fattori. In alcune il pero, per dire, è una specie difficilissima, o trova il posto giusto dove crescere, e non è una questione di parassiti o di patogeni, è proprio che non vuole. È che non parliamo di pomodoro che viene coltivato in serra in ambiente completamente... Cioè la vocazionalità ancora è un gradiente, c'è un ambiente perfettamente evocato, però se coltivi solo lì fai 4 viti e non fai altro, o 4 pomodori, cioè di nuovo sostenibilità in senso anche economica del territorio. Bisogna trovare un equilibrio. Chiaro che non è che dobbiamo fare le robe perfette, ma il meglio è nemico del bene, no? Questo mi diceva la mia prof di fisica al liceo, e quindi dobbiamo trovare l'equilibrio fra le tante cose. L'altro concetto, e dopo sto veramente zitta, è il fatto che in agricoltura biologica l'idea è non emanciparsi dalla natura, che era uno dei concetti riportati nelle slide anche di Don Forest prima, ma di lavorare con la natura. Di nuovo questo mi facilita la vita, ma anche mi riduce il rischio di fare danni. Quindi se io riesco a andare con la natura, lavorare con la natura, seguendone, ripeto, vocazionalità dei territori e tutto quello che c'è attorno, probabilmente mi faccio meno male e sicuramente faccio meno fatica. Dopodiché, ripeto, non c'è posto vocato, posto non vocato, c'è posto più vocato, posto malissimo vocato, e nel mezzo devo decidere io quanto fatica voglio fare. Va bene, grazie, un bel applauso a questi 2 interventi, questo dialogo. Mi piaceva molto questa idea del lavorare con il territorio, l'ambiente, in modo tale che la coltivazione possa trovare il contesto più adeguato per poter portare miglior frutto. Invito a salire sul palco i rappresentanti dei consorzi, ci aiuteranno a fare un po' il punto della situazione sulla viticoltura, in particolare sul Prosecco,
E lasciamo appunto la parola ai rappresentanti dei consorzi presenti in modo importante sul nostro territorio diocesano, che sono stati parte attiva, come è già stato ricordato fin dall'inizio, nel cammino del tavolo di dialogo. Quindi ci sarà un intervento a due voci, quella del dottor Diego Tomasi, direttore del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, e del dottor Andrea Battistella, vice direttore del Consorzio di tutela Prosecco DOC. A voi dunque la parola e grazie di essere qui con noi questa sera. Tanto buonasera a tutti, porto i saluti da parte del presidente Guidolin e ringrazio anche Don Andrea per questa iniziativa che ha avviato 6 anni fa, portando, creando lo strumento che oggi viene chiamato lo stakeholders engagement, no? Quindi il coinvolgimento dei portatori di interesse, dei produttori e le associazioni di categoria ambientaliste, nonché anche gli amministratori del territorio, ovvero i sindaci. Per quanto riguarda la sostenibilità, oggi stasera ne abbiamo parlato in diverse salse, no? Quindi la definizione più o meno sapete qual è, guardarla nella sua interezza, nella sua completezza, globalità, dalla parte sociale, economica, per poi arrivare a quella ambientale, no? Però l'obiettivo del consorzio, vedete che ci deve essere l'equilibrio tra queste gambe dello sgabello, della sedia della sostenibilità. E l'obiettivo è proprio sia dei consorzi, è proprio puntare a questo sviluppo sostenibile del prodotto e delle denominazioni, non solo dei consorzi, perché vedo nella platea diverse aziende che hanno fatto della sostenibilità, in particolare quella ambientale, una bandiera con i diversi standard di certificazione, pubblicando i bilanci di sostenibilità, e quindi le aziende, i produttori sono molto attenti su queste tematiche e un plauso va fatto a loro soprattutto, no? La presentazione che andremo oggi a illustrare sarà, come detto da Don Alessio, è stata fatta a 4 mani dalla parte del Consorzio del Prosecco DOC e del Consorzio della DOCG. Infatti ringrazio oltre al direttore Tomasi e a Francesco Buscarato anche poi il direttore della DOC, Luca Giavi, e il collega Leonardo, e abbiamo creato questa presentazione dove ovviamente la parte un po' più delicata viene lasciata al direttore, la parte ambientale, mentre io mi occuperò sostanzialmente della parte economica e sociale, che sono anch'esse importanti, in quanto la parte economica rappresenta il motore delle altre 2 gambe, e soprattutto quello sociale, ovvero che i piccoli passi vengono fatti dalle persone, no? Quindi bisogna valorizzarle attraverso la formazione. Dando un piccolo excursus di cosa significa il sistema Prosecco, è un sistema di 3 denominazioni. C'è la grande DOC, che è la DOC interregionale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, che ricade in 9 province, dove la maggior parte della produzione è concentrata nella provincia di Treviso. Più o meno sul 100% dei vigneti, il 60% nella provincia di Treviso. Poi all'interno, nel cuore della denominazione, troviamo le 2 DOCG storiche, la Conegliano Valdobbiadene e anche l'Asolo. Quindi è un sistema composto da 3 denominazioni diverse. Per quanto riguarda l'aspetto economico, vogliamo fare un excursus anche su quella che è la superficie delle 3 denominazioni, o meglio delle 2 denominazioni, perché abbiamo lavorato come Conegliano Valdobbiadene e Prosecco, no? E su tutti questi numeri vorrei che, tanti questi numeri, solo un paio li portate a fuoco, no? Ovvero, se noi consideriamo, non sbagliamo, eccoci qua, se noi consideriamo sostanzialmente la superficie totale della Regione Veneto, il 1.840.000 ettari, a superficie agricola utilizzabile sono circa il 48%, quindi metà della superficie della Regione Veneto è utilizzata in agricoltura, no? E suddivisa in queste, culture, no? Abbiamo circa 100.000 ettari di vigneto, di cui 31.500 di vigneti che fanno riferimento al sistema del Prosecco DOC. Per cui se noi guardiamo i vigneti, che rappresentano il 5,4% della superficie totale della regione e rappresentano l'11,1% della superficie della SAU, della superficie agricola utilizzabile, vediamo come il sistema Prosecco all'interno della regione Veneto
ricopre 1,7% del totale della superficie regionale e il 3,5% della superficie agricola utilizzabile. Questo è come macro territorio della regione, però se stringiamo e andiamo verso la provincia di Treviso, quindi il territorio a maggior vocazione, visto che è stato ripetuto oggi più volte per la denominazione Prosecco delle due DOCG, vediamo come anche in questo caso la SAU incide per metà, sostanzialmente il 55%. Per quanto riguarda il vigneto è il 14% sul totale e il 25% sulla SAU, mentre il sistema Prosecco rappresenta l'8% della superficie totale e il 14-15% della SAU. Perciò sì, va bene che il Prosecco venga portato sotto i riflettori ed è giusto così che sia attenzionato, perché dobbiamo essere come punto di riferimento non solo a livello enologico e a livello anche viticolo, ma soprattutto anche sui passi che si stanno facendo per la sostenibilità. E mi piacerebbe che venga compreso anche che non è corretto associare il termine Prosecco a monocultura, ovvero la famosa prosecchizzazione, o come diceva poc'anzi anche Don Andrea, di tutto il tema in cui il Prosecco viene etichettato come un sistema poco sostenibile. Infatti vediamo che il sistema Prosecco rappresenta una parte di tutto il territorio della regionale e delle superfici agricole utilizzabili. Per quanto riguarda sempre il vigneto, in questo caso aggiungiamo anche la regione Friuli Venezia Giulia, infatti dai 30.000 ettari di prima arriviamo ai 37.000 per quanto riguarda tutto il comprensorio, e a livello nazionale le denominazioni rappresentano il 5,4, mentre su Veneto e Friuli poco meno di un terzo del vigneto è rappresentato dal sistema delle tre denominazioni. Per quanto riguarda il vigneto è anche opportuno sottolineare che per quanto riguarda le due denominazioni, anzi le tre denominazioni, per quanto riguarda le DOCG vi è il blocco degli impianti, o meglio delle idoneità a rivendicare la denominazione dal 2019, mentre per quanto riguarda la DOC questo blocco è vigente dal 2011. Nel corso degli anni poi è stato anche adeguato questo potenziale viticolo, perché è passato dai 20.000 ettari dell'epoca poi ai 24.450 attuali, però è stato incrementato premiando la sostenibilità ambientale, in particolare le certificazioni come l'SQNP o il biologico, ma anche la biodiversità. Infatti i vigneti dovevano essere incorniciati, diciamo così, da una siepe con l'ultimo incremento. No, allora, le siepi ovviamente non crescono, non diventano subito grosse nel giro di anni, però l'incremento di 3.000 ettari, su ogni ettaro che è stato piantumato, almeno il 5% doveva essere destinato a siepe, tant'è che le siepi, gli ettari realizzati sono stati poco meno di un centinaio nel 2018. Dopo abbiamo anche delle foto che, scorrendo però, lascio la parola poi al direttore. Per quanto riguarda le bottiglie, invece, il sistema Prosecco, sempre al netto dell'Asolo, abbiamo una quota in bottiglie che è di circa 710-709 milioni di bottiglie tra DOC e DOCG, e vediamo anche rispetto alla potenzialità della nazionale, all'interno del il vino prodotto in Italia di circa 5 miliardi e 6 di bottiglie, mentre il vino DOP, denominazione di origine protetta, quindi quello maggior vocazione, è di circa 2 miliardi e mezzo di bottiglie. Guardando cosa incide il Prosecco, a livello della produzione italiana è il 12%, mentre sulla produzione DOP è quasi una bottiglia su tre, quasi il 30, poco meno del 30% è di Prosecco DOC. Anche qui a testimoniare almeno la vocazionalità su produzione di qualità, quali sono le denominazioni di origine.
Per quanto riguarda il mercato, vedete la forte propensione sia nei mercati nazionali ma soprattutto in quelli internazionali, qui vado veloce, dove sono le esportazioni maggiormente nei mercati europei del Nord America. E poi arriviamo invece a quanto rappresenta in termini economici, quindi di fatturato, le denominazioni. Come sistema Prosecco si originano circa, ovviamente un fatturato stimato, di 4 miliardi e 150 milioni, 200 milioni circa, che vengono poi, questa ricchezza, diciamo, distribuita nel territorio, perché questo fatturato ovviamente è formato dai costi di produzione, dal materiale secco, da chi lavora all'interno delle aziende, per cui, e poi viene speso all'interno del territorio questo fatturato, tant'è che se guardiamo il sistema Prosecco rappresenta lo 0,2% sul PIL italiano e circa il 2% sul PIL di Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi quasi il 2% del PIL di 2 regioni italiane, tra cui il Veneto, che è una delle principali. Per quanto riguarda le attività del consorzio, ovviamente tutte le attività rivolte alla sostenibilità, infatti la valorizzazione della denominazione intesa anche come territorio, perché la qualità per noi si considera sia la componente materiale, ovvero le caratteristiche organolettico-sensoriali, ma c'è anche poi tutta la componente immateriale, che è proprio la parte che è rappresentata dalla sostenibilità, dalla qualità della vita, dal benessere e anche dal clima aziendale dei dipendenti, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda solo come consorzi, rispetto al proprio fatturato totale non sono miliardi, scusate, sono milioni. I consorzi investono circa annualmente 1,5 milioni di euro all'anno per la ricerca, che poi vengono anche amplificati grazie ai contributi pubblici. Infatti qui nella platea ci sono diversi professori dell'università con cui abbiamo diverse attività, diverse idee, diversi progetti in via di sviluppo. Poi c'è tutta l'attività di promozione, ovvero proteggere il nome Prosecco da chi cerca di usurparlo, con l'attività di protezione e tutela. Poi c'è invece l'attività di promozione, che è tutta quella rivolta a promuovere la denominazione e la formazione del consumatore. Passando poi al tema sociale, ci sono circa, anche qui come stima, circa 15.400, 15.500 aziende che sono iscritte al sistema di controllo delle denominazioni tra DOC e DOCG. Ovviamente sono aziende sia viticole in prevalenza, ma poi abbiamo anche le aziende trasformatrici, dai vinificatori a poi anche gli imbottigliatori, stimando che per un'azienda ci sia circa tra 1 o 2 diciamo dipendenti. Dopo sappiamo che ci sono anche aziende che hanno 30-40 dipendenti, si possono stimare dei dipendenti complessivi per diciamo attivi nella denominazione direttamente circa 25.000-30.000 soggetti, o meglio 25-30.000 famiglie, però questo potrebbe essere un dato sottostimato. Dopodiché ci sono tutti i settori connessi, dal turismo come l'accoglienza, ristorazione, la logistica, dagli impianti, materiale secco come bottiglie, tappi, gabbiette, etichette, software, uso, consulenze, tecnologia di cantina o di vigneto, la ricerca sperimentale, gli istituti di formazione. Quindi è tutto il contorno anche della filiera, non c'è solo la filiera vitivinicola, ma tutti i settori connessi a questa. Sì, tutto esatto, l'indotto. Per quanto riguarda il sistema, sempre dalla parte sociale, per i dipendenti, cosa fanno i consorzi? Ovvero sviluppo della cultura della sostenibilità. Qui è errato, perché la cultura c'è già, come si diceva, le aziende stanno già investendo, sono già alcuni più avanti, altri meno avanti sul tema ambientale, sui temi sociali, però Don Andrea diceva prima la crescita della cultura della sostenibilità, che è più corretta, perché ogni diciamo, situazione, ogni azienda ha le sue peculiarità, quindi devono essere rispettate, però come consorzio dobbiamo cercare di accompagnarle attraverso il know-how, attraverso le tecnologie,
di poterle portare sempre su livelli più elevati, quindi in un continuo, diceva prima il professor Carniello, no? Ad maiora, quindi un processo di migliorare sempre il proprio livello di sostenibilità. E quindi con la formazione di base, con le organizzazioni di categoria che oggi sono qui presenti, la formazione pure di alto profilo con ITS, con l'università e poi con il progetto che abbiamo avviato da poco relativo all'inclusione sociale grazie al coinvolgimento di Caritas e di Veneto Lavoro per poter anche distribuire questa ricchezza a chi lavoro non ce l'ha. Cosa si fa inoltre per territorio? Il contributo del miglioramento del territorio lo presenterà più nello specifico il direttore Tommasi. Poi stiamo sviluppando un sistema di segnalazioni dedicato alle comunità, in modo che possano segnalare direttamente ai consorzi se ci sono delle situazioni da attenzionare, da verificare, e quindi anche questo a livello proprio di gestione del territorio ci sembra un'iniziativa che possa portare al dialogo tra le diverse parti, tra i diversi portatori di interesse. Poi ci sono i diversi interventi che vengono fatti dai consorzi a fronte di calamità. I 2 consorzi avevano fatto investimenti donazioni per calamità naturali quali Vaia oppure l'acqua alta a Venezia nel 2020, oppure per sostenere la sanità dopo il Covid. L'ultima slide. Poi ci sono tutti gli interventi sullo sport e della cultura del territorio, in particolare come consorzio Prosecco, Imoco Volley, il rugby di Treviso, tutto il comparto poi dello sport a livello velistico piuttosto che motociclistico, sviluppo di sistema di comunicazione che forse quello manca e che grazie alla diocesi ha creato questa occasione per poter dialogare con le comunità su quello che fa il consorzio, sui diversi pilastri della sostenibilità, e poi ovviamente anche la promozione del consumo consapevole, in quanto il vino, essendo un prodotto, una soluzione idroalcolica con alcol, diciamo il prodotto deve essere sempre degustato e consumato consapevolmente e con testa. Lascio la parola al collega e direttore Tommasi e vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione. Io sono d'accordo con Don Andrea Forest, che mi prendevo qualche minuto in più, vero? Ieri sera ci siamo messi d'accordo, quindi non 20. Allora, riprendo un po', intanto grazie a tutti di essere qui, porto i saluti del nostro Presidente Franco Adami che non poteva essere con noi e riprendo un po' la struttura che ha usato Don Andrea Forest per raccontarvi un po' quello che è il cammino del sistema Prosecco, quindi come ha detto adesso Andrea Doc e di OCG, verso una sostenibilità ambientale a tutela del territorio e dei suoi abitanti. Quindi parto da circa 20-25 anni fa, anni 2008, anni 2011, per arrivare al 2023. Purtroppo vedo già che le diapositive si sono tutte un po' scombinate, sì. Niente, non so cosa sia successo. No, mando avanti qua. No, proprio vedo che è saltata tutta, si vede che è una versione diversa. Va bene, siamo all'inizio degli anni 2000, siamo in un momento di grande slancio, di grande euforia per il mercato del vino. Vedete che tutti i giornali parlano di vino, sorpasso italiano negli USA, rinnovare gli impianti, il decennio del Rinascimento. È un momento in cui si parla di viticoltura di qualità e soprattutto di grande intervento, di grande euforia per quello che può essere il settore del vino e soprattutto anche per i mercati esteri. Dall'altra parte però abbiamo anche anni 2010, sono gli anni in cui veramente si comincia a parlare di sostenibilità in termini concreti, ma anche di accettazione sociale. Comincia ad esserci un certo contrasto all'interno della società tra chi vive di vigneto e chi vive vicino al vigneto. Allora, ecco che anche in questo caso abbiamo dei movimenti, delle associazioni, qualcuno che non è contento, vedete il comitato bando ai pesticidi, tumori pesticidi assolti con il dubbio, troppi pesticidi sui vigneti, sono anche gli anni tra l'altro che si comincia a parlare di UNESCO e allora ancora di più il clima si fa acceso, ancora di più c'è questo contrasto. Quindi ecco i compiti del consorzio, ma con l'aiuto dell'università, con l'aiuto di tutti quanti quelli che erano gli attori del territorio. Bisogna cominciare a capire che queste cose devono essere in qualche modo ragionate, dialogate per trovare il giusto compromesso. Allora quello che vi racconto adesso è proprio farvi capire che queste sono immagini di 20-25 anni fa e non sono più immagini attuali.
ma soprattutto torniamo ai piccoli passi che si sono fatti a un lavoro continuo fino ad oggi per arrivare a una meta comune. Per cui ecco, 2009-2011 immediatamente i 15 comuni della nostra denominazione, ma altrettanto viene anche per l'area di pianura, mettono a punto il regolamento intercomunale di polizia rurale, dove vedete proprio tutta una sezione B dedicata all'applicazione dei fitofarmaci e a questo grande tema così scottante che così tanto divideva i diversi presenti del nostro territorio. 2011-2013 vuol dire immediatamente a ruota, ecco che anche il consorzio, nel nostro caso, mette a punto un protocollo viticolo dove cerca di spiegare nel modo migliore ai viticoltori come si deve condurre correttamente il vigneto, o meglio difenderlo soprattutto dalla peronospora e dall'oidio, con l'utilizzo di alcuni principi attivi escludendone degli altri. Subito ancora dopo il protocollo viticolo e il regolamento di polizia rurale si legano assieme, si fondono assieme, trovano esattamente un'identità comune ed ecco che il regolamento di polizia rurale sposa appieno quello che è il protocollo viticolo per un percorso che inizia, che deve portare fino ai giorni nostri. Andiamo avanti, siamo intorno agli anni 2000-2015 e iniziano i progetti, iniziano queste grosse collaborazioni dei due consorzi che l'Università di Padova, l'Università di Udine, anche l'Università di Verona, i progetti che vanno sotto il nome di Vitinnova, di progetto Deriva, di progetto Residuo Zero, vedete tutto riferito ai trattamenti, all'utilizzo dei pesticidi o degli agrofarmaci, perché quello è il tema, quello è l'argomento che divide e che crea questo contrasto sociale. Ancora, ecco, vedete anche nell'ambiente di pianura la confusione sessuale, i manuali per la gestione meccanica del sottofile, la difesa alternativa, quindi un laboratorio continuo giorno dopo giorno, instancabile, per trovare delle soluzioni migliori, per applicare le tecniche migliori, per capire dove si sbaglia e dove si può migliorare. Arriviamo agli anni 2015, nel caso di Collina viene vietato l'utilizzo dell'elicottero, ormai trattava circa un 300 ettari, 350 ettari, ma anche questo ha fatto discutere molto, anche questo portava a una preoccupazione per la deriva che ci poteva essere. 2015 viene quindi totalmente abbandonato, abolito anche l'utilizzo dell'elicottero. Quindi tappe successive che si hanno senza mai interruzione. 2016 ancora, la preoccupazione è ancora tanta, per cui ecco che interviene anche l'ASL, dove abbiamo bisogno di ricerche che vadano a vedere realmente quale può essere l'incidenza delle malattie in un territorio come quello del Conegliano Valdobbiadene, ma allargandolo anche poi all'ASL 5, se non ricordo male, che è quello di pianura. Allora vedete che le prime evidenze sono chiare. La mortalità per tumori, tutta la pedemontana che va da Verona fino a Pordenone è un'area dove effettivamente l'incidenza tumorale è inferiore addirittura rispetto alla media. E questo vale sia per il genere maschile che per il genere femminile. Dati inequivocabili su un quadriennio 2010 e 2014. Ma si continua ancora, mortalità precoce per tumore, anche in questo caso si vede che in Vittorio Veneto, Conegliano, tutta l'area abitata, sia per gli uomini che per le donne, le medie sono al di sotto di quella che è invece l'incidenza di tumori per il resto del Veneto. I valori sono inferiori a 1, quindi vuol dire che sono inferiori in queste aree, inferiore alla media regionale. Ancora, vedete, se andiamo a identificare quella che è la mortalità nei comuni, ancora per singolo comune, per singolo pezzo di puzzle, si vede che i colori sono meno preoccupanti nell'area pedemontana, che è l'area che era sotto maggior osservazione. Andiamo a vedere anche quelle che sono le incidenze in termini di leucemia, distinguendolo per comune, e allora vedete che in 8 anni ci sono stati 16 casi di leucemia ed sembravano concentrati 7 a Conegliano e Susegana, erano i 2 comuni con maggiore incidenza di questa problematica. Però nel momento in cui si sono analizzati questi 2 comuni per verificare se realmente in questi 2 comuni c'era una maggior presenza di vigneto, vedete che a Conegliano e Susegana ce n'era un 30% o un 24% contro invece altri comuni, come ad esempio San Pietro di Feletto, dove ce n'era molto di più e dove non c'era questa incidenza maggiore del vigneto. Ma anche andando a considerare ancora in modo più dettagliato, vedete, i metri quadri di vigneto pro capite per ogni singolo comune, a Susegana e a Conegliano, dove c'era questa maggiore incidenza di leucemie, addirittura a Susegana abbiamo solo 800 metri quadrati per ogni abitante, un giardino, e a Conegliano 300 metri quadrati per abitante, quindi una aiuola, possiamo dire, di vigneto. Per cui è inequivocabile che il vigneto
almeno da questi dati, almeno per questo periodo, almeno per queste malattie che sono state considerate, non può essere considerato responsabile di questi eventi. Tant'è vero che proprio Prosecco e tumori, le colline Isola Felice tra laguna e monti. Quindi questo studio dell'ASL, nella Marca risulta una mortalità nella Marca risulta una mortalità sotto la media veneta, e il dottor Cinquetti, che è quello che ha condotto queste prove, dice che non c'è alcuna correlazione provata tra le coltivazioni e le neoplasie. Quindi questo è un altro argomento che ha fatto chiarezza e che ha cominciato forse a far ragionare in modo diverso quelli che in qualche modo si ponevano di problemi. Arriviamo all'annata 2019, l'ha già detto prima Andrea, un momento fondamentale. Nel nostro caso viene bloccato la realizzazione di nuovi impianti. Difatti vedete che c'è una curva di crescita, adesso si è stabilizzata, addirittura in questi ultimi 2 anni stiamo perdendo qualche ettaro di vigneto. Diceva prima Andrea che nella DOC invece già nel 2011 era stata applicata questa regola, ma andiamo anche a vedere che ancora nel 2019 viene assolutamente abolito l'utilizzo del glifosate, ed è una cosa a cui il consorzio del Conegliano Valdobbiadene ci tiene particolarmente, e con anche il contributo dei comuni che quest'anno hanno portato la contravvenzione, diciamo, a circa 8.000 euro a ettaro per chi applica i diserbanti nel Conegliano Valdobbiadene. Ma ancora, vedete, sono gli anni 2019 dove entrambi i consorzi cominciano a stimolare, quasi a pretendere che ci sia una certificazione, e la certificazione SQNP. Ad oggi in entrambi i casi siamo intorno a un 40% di certificati, vedete, sia per il Conegliano Valdobbiadene che per il Prosecco DOC, ma accanto c'è anche un 6-7% di biologico. Quindi sono numeri importanti che ci fanno capire che siamo veramente ad un traguardo quasi raggiunto, ad un passo dalla certificazione di denominazione. Allora, annata 2020, ancora bisogna approfondire maggiormente gli studi, soprattutto sulle nuove malattie, come ad esempio il caso della flavescenza dorata. Quindi mi difendo un altro progetto condotto insieme al CREA, insieme all'Università di Padova. Arrivando a cos'è oggi la nostra denominazione? Quali sono gli ultimi aspetti che si stanno oggi osservando, perché stiamo parlando del 2023? Si è fatto riferimento alle varietà da incrocio, alle varietà tolleranti. Io so che la DOC ha finanziato con un generoso contributo il CREA per la realizzazione di varietà resistenti a base glera. Noi abbiamo già fatto un vigneto con 4 varietà resistenti, e il prossimo anno avremo i primi risultati, ma sono risultati che vanno attentamente valutati e attentamente studiati. Accanto a questo abbiamo ancora degli altri progetti che vedono l'inserimento di mezzi elettrici nei nostri vigneti per ridurre il rumore, per ridurre l'inquinamento da perdita di olio lubrificante, ma anche per ridurre il più possibile le emissioni di CO2 in atmosfera. E oggi cosa stiamo facendo in questi anni, e cosa prevediamo di fare poi nel futuro? Oggi siamo appena usciti da un grossissimo problema, che è quello della flavescenza dorata, e allora vedete, il mettere a frutto tutti quei progetti che vi ho fatto vedere prima, tutte quelle collaborazioni con l'università, ha fatto sì che di fronte a un problema che ci ha spaventato non poco, quello della flavescenza dorata, e che si è manifestato nel 2022, quindi ieri, se questa era la presenza di insetti che sono i responsabili di questo grave problema, vedete 1883 insetti in 100 vigneti che erano stati osservati nell'annata 22, con l'applicazione di quello che ci ha detto il professor Duso, che ci ha spiegato quali erano i principi attivi più performanti e nel contempo anche meno invadenti per l'ambiente, ma ci hanno detto che questi principi attivi funzionano solo se li trattate tutti insieme, se li trattate tutti nello stesso giorno, se li trattate tutti con la stessa quantità di acqua, quindi una capacità scientifica anche di utilizzare i principi attivi. Guardate, già nel 23, da 1800 eravamo scesi a 214 individui, negli stessi identici vigneti, nella stessa identica fase fenologica dell'insetto, e quest'anno, scusate, 100 individui. Quindi in 3 anni si è quasi risolto il problema grazie a queste collaborazioni con il mondo scientifico, e grazie soprattutto anche ai viticoltori che hanno saputo aver recepito quello che era stato messo a loro disposizione. Ancora, chiudo, 2014, questi sono i dati regionali, chili di principi attivi per ogni ettaro di vigneto. Ad oggi, rispetto al 2014, abbiamo ridotto l'utilizzo di fitofarmaci del 30% nei nostri vigneti, e questo 30% non è la differenza tra il più alto e il più basso, ma qui ho fatto la media, per cui non c'è trucco in questo 30%. Guardate quanto
è diventata precisa anche la difesa. Questa è l'annata 2024, io credo che sia una delle peggiori annate che abbiamo mai sofferto. Guardate le piogge che ci sono state fino a giugno, l'assenza poi di piogge, queste grandi temperature nel mese luglio e agosto. Allora guardate i trattamenti, questi pallini, vedete la scientificità, sono sempre fatti prima di una pioggia, sempre. Nel momento in cui magari una pioggia improvvisa, immediatamente il giorno dopo, e questo per valorizzare al meglio, sfruttare al meglio quello che è la potenzialità del principio attivo. Guardate, 40 giorni dall'ultimo trattamento fino al momento della raccolta. Di solito i principi attivi hanno circa 20 giorni di tempo di carenza, qui sono passati 40 giorni, quindi una garanzia sanitaria elevatissima per il nostro prodotto e nonostante, vedete, ci fossero comunque delle piogge in mezzo, nessuno ha trattato in questo periodo. Allora, vedete che grazie a quello che vi sto raccontando, se gli obiettivi dell'ONU per il 2030 è quello di ridurre del 50%, nel Veneto ormai siamo quasi al 50%, abbiamo raggiunto il 40% della denominazione di tendenza di uso e rischio pesticidi e ancora siamo intorno ormai al 40% anche della tendenza uso pesticidi più pericolosi. Quindi si sta andando già, forse in anticipo anche rispetto ad altre regioni, si sta raggiungendo quelli che sono gli obiettivi al 2030. Questo è il nostro protocollo viticolo, questo è quanto si faceva ieri, quanto questo si fa oggi. Stiamo aumentando un po' le molecole perché così ci spiegano gli esperti, dovete aumentare un po' di più le molecole in modo che quelle che avete non diventino inefficaci perché si selezionano delle resistenze nei confronti di alcune molecole, per cui vedete si è data la possibilità di utilizzare qualche altra molecola per questo motivo, ma soprattutto anche tutto ciò funziona bene perché nel Veneto è forse la regione con il parco macchine più aggiornato, più performante, più preciso rispetto al resto d'Italia. Quindi questi sono degli altri progetti, il consorzio di OCG ma anche la DOC lo sta preparando, 2024, primo rapporto di sostenibilità, uno dei primi in Italia. Quale sarà il futuro? Il futuro, il nostro domani, sarà avere cura di chi è un po' meno fortunato di noi, ma soprattutto anche di far sì che i più deboli, e le consideriamo le api, siano i nostri ambasciatori della salubrità dei nostri territori. Grazie. Grazie. Ci avviamo a concludere, lascio la parola per tirare delle considerazioni conclusive a Don Andrea. Allora, sicuramente la serata ha portato tanti stimoli. Quest'ultimo non voleva essere una passerella per i consorzi per mettersi in bella mostra, quanto piuttosto la possibilità da parte di chi lo fa di raccontare, come è stato fatto, quegli accorgimenti che tentano di essere piccoli passi verso la sostenibilità. Chiaramente magari, non essendoci il contraddittorio su quello che è stato detto, ecco, forse altri punti di vista avrebbero potuto eccepire su alcuni di questi passaggi. Penso sia importante, magari soprattutto con il mondo ambientalista, ulteriormente tornare su questi concetti, magari in una logica di confronto, per andare a indagare poi nel concreto tutti i risvolti che questo può produrre in sé. Comunque, al di là di questo, mi sembra che possiamo darci come compito per casa, come frutto un po' di questo confronto di stasera, una sorta di regola delle 4C che potrebbero essere un po' un vademecum, visto che va di moda questa parola, rispetto alla costruzione di un sistema resiliente. Siamo partiti dal tutto è connesso, dalla dimensione del sistema, della complessità, e abbiamo cercato anche di dar conto un po' di questa complessità. E la prima C, direi, è connettersi. Siamo partiti da tutto è connesso, ma mi pare che non sia mai stato adeguatamente trattato, né in questi 6 anni né stasera, una problematica di fondo che poi è quella che genera tutte anche le contraddizioni che sono un po' emerse, e cioè il rapporto tra globale e locale. Il rischio è quello di, anche stasera, concentrarsi sull'una e sull'altra e non entrare mai adeguatamente nella specifica interazione fra queste due polarità. Perché, per esempio, un rischio è quello di fermarsi solo sul globale. Si sottolinea che il cambiamento climatico, ma poi quello che uno contesta, che un cittadino contesta, è che il qui e ora è problematico. Quello che è mio vicino di casa è problematico.
quello che ha avuto il tumore in casa è problematico. Allora si può portare tutti i dati che si vuole a livello di lettura globale, ma poi quello che fa problema e che muove l'animo è locale. Viceversa, si può restare soltanto sull'ambito locale, il problema che io sperimento, senza mai riuscire a connettersi con una lettura più globale. Tanto per dire un dato, 11,5% superficie vitata a Prosecco nel Veneto, mi pare fosse questo il dato. Sì, il dato è globale, ma in che zona è concentrata questa viticoltura? È lì dove è concentrata, che non è solo l'11,5%, che è percepito il problema. Quindi questa correlazione tra globale e locale, questa correlazione tra locale e globale è qualcosa che deve essere approfondito. Per cui non basta dire tutto è connesso, occorre il globale, tutto è connesso, occorre anche dirsi io sono connesso con te, il locale. E non a caso una delle cose che è stata valutata anche nel primo triennio di questo tavolo di dialogo è stata la visione delle buone pratiche di buon vicinato. Quindi è chiaro che questi due elementi vanno sempre tenuti insieme, la relazione locale, il panorama globale, e non si può mai appiattire la riflessione su uno dei due termini della polarizzazione. Quindi connettere tutto a livello globale, ma connettersi anche relazionalmente nella prossimità è senz'altro un verbo per un sistema resiliente da costruire. Mi dispiace sconfessare Renato Zero, ma dovrei dire il triangolo sì, non il triangolo no, o meglio il tetraedro sì, cioè io, tu, la comunità insieme nella ricerca della sostenibilità. Il secondo verbo, la seconda C, è conoscere, è venuta fuori tante volte, soprattutto nel dialogo prima tra Sambo e Micheloni, la dimensione del conoscere. Mi sorprendeva anche quello che diceva Cristina a proposito del fatto che il biologico è un metodo che richiede molta conoscenza, non può essere improvvisato. Ma il conoscere è anche quella figura del tecnico della sostenibilità, il conoscere è anche una formazione, il conoscere è anche una crescita culturale. Quindi non si può, per non restare sull'ambito delle ideologie, ma per entrare nell'ambito concreto, occorre che questa conoscenza sia un ulteriore obiettivo da porci. Una terza C da ricordarci è concretizzare. Una delle grandi fatiche di questi 6 anni di lavoro, e che poi ha portato anche ad essere una fatica alla prova dei fatti, è quello di avere belle intuizioni, progetti in atto, strade aperte, ma nella fatica poi di arrivare a concretizzare qualche cosa. Ora, questo non deve dirci è tutto inutile il percorso che è stato fatto, ma c'è bisogno di concretizzare e riconoscere che un'azione, e non soltanto un pensiero, deve essere portato avanti. Viceversa, quindi un pensiero senza azione è ideologia. Viceversa, un'azione che non abbia un pensiero, una conoscenza alle spalle, è altrettanto improvvisata e poco lungimirante. Il quarto verbo lo desumo dal Laudato Si, visto che siamo partiti stasera dal Laudato Si, torniamo al Laudato Si, e il quarto verbo diventa quello che Papa Francesco chiede di vivere come risposta alla crisi climatica e al cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, il contemplare. Ora, non intendiamolo subito in senso religioso. Contemplare vuol dire essere aperti all'alterità, nell'alterità del confronto, ma nell'alterità, prima ancora del confronto, della curiosità di conoscere la posizione altrui, i dati altrui, ma anche conoscere e aprirsi a contemplare la realtà per la sua complessità, o anche non ridurre tutto a una delle 3 gambe dello sgabello della sostenibilità. Oppure dal punto di vista economico non ridurre tutto a cosa, merce, guadagno. Cioè tenere sempre insieme questo sguardo sulla complessità. Abbiamo parlato questa sera di vocazionalità di un territorio e ascoltare un territorio rispetto a ciò che questo ha da dire. Per così dire, non mercificare, ma ritrovare l'anima di ogni cosa. Ecco, penso che una diocesi rispetto a questi 4 verbi, connettersi, le relazioni, conoscere, una sapienza che
che è frutto anche di una conoscenza nel tempo, il concretizzare, il contemplare, possa essere un servizio che si continua a fare a un territorio, ricordandoci che c'è una globalità entro cui siamo parte, tutto è connesso, ma anche una prossimità che siamo chiamati a vivere. Io sono connesso con te. Grazie. Grazie a Don Andrea, abbiamo sforato di qualche minuto. Concludo semplicemente ringraziando tutti voi che siete qui questa sera, i relatori che sono intervenuti, la Tenda TV che ha ripreso il nostro incontro. I contenuti emersi durante questa serata saranno ripresi sul prossimo numero dell'Azione, che possiamo anche dirlo, ha anche il merito di aver accompagnato dal punto di vista della comunicazione anche il percorso del tavolo di dialogo. Possiamo continuare le nostre riflessioni, dialoghi, domande in un breve momento conviviale che ci sarà appena qui fuori nell'androne del teatro. Grazie ancora a tutti e buona serata.